Buongiorno e buon sabato, rieccoci in diretta per aggiornarvi sulle notizie della giornata, anche oggi insieme fino alle 14. Giornata particolare quella di oggi perché, come sapete, oggi non ci sarà il consueto punto stampa del governatore Zaia, ma alle 12:30 nel corso quindi di questa edizione straordinaria ci sarà un appuntamento da non perdere, perché manderemo in onda una lunga intervista in esclusiva realizzata proprio con il governatore del Veneto per ripercorrere questi 4 mesi di battaglia contro il coronavirus, dalla paura iniziale al piano di guerra per contenere la diffusione del virus, e poi le conferenze stampa dirette, il filo continuo con i cittadini e le tante storie raccontate in questi mesi, ma anche spazio all'autonomia congelata e il percorso da riprendere il prima possibile. Dunque, nel corso di questa edizione dei nostri telegiornali vi faremo vedere questa lunga intervista realizzata con il governatore Zaia. Vi diamo un flash sui dati. Sui nuovi dati, l'ultimo aggiornamento di questa mattina in Veneto: sono solo 2 i nuovi casi di positività da coronavirus nelle ultime 24 ore, e nelle ultime 24 ore la buona notizia è che non si registrano nuove vittime. Lo segnala il bollettino della regione: i contagiati totali salgono a 19.264, il numero dei morti tra ospedali e strutture extraospedaliere resta fermo dunque a 2007. Scendono di una unità i ricoverati nei reparti ospedalieri del Veneto, mentre resta stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, che continuano ad essere 11, sapete, con un solo caso Covid positivo. Gli attuali positivi sono 482, 5 in meno, mentre i guariti dall'inizio della pandemia sono 16.775. E adesso andiamo a collegarci con la nostra Anna Maria Parisi, perché quella di oggi è anche una giornata importante dal punto di vista politico per la corsa verso le elezioni regionali. A te la linea. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Francesca, e come di consueto buongiorno a tutti i nostri carissimi telespettatori. Ecco, ci troviamo in uno dei luoghi simbolo anche di quello che è stato il lockdown, per rifarmi a quanto anticipavi tu con la lunga intervista che ci sarà a breve con il presidente Luca Zaia. Uno dei luoghi simbolo, dicevo, del lockdown. L'abbiamo visto nel corso di questi 4 mesi, di come prima si fosse svuotato, e adesso per via del blocco adesso lo vediamo di nuovo ripopolarsi con la gente che vuole trascorrere in spensieratezza quest'ultimo sabato del mese di giugno. Ma per rifarmi a quanto mi chiedevi, sì, è una domanda più che lecita, perché quella di oggi è una giornata molto particolare, perché proprio da Mestre che inizia la campagna elettorale per la corsa alle regionali, da una parte con la presentazione proprio da Mestre del candidato dei 5 Stelle alla corsa alla presidenza di Palazzo Barbi. Parliamo di Enrico Cappelletto, classe 1968, padovano, senatore e membro della Commissione Giustizia. E poi c'è un'altra corsa in concomitanza con quella delle regionali, per quello che sarà appunto l'Election Day, quella alle comunali per la poltrona a Cafarsetti, a sindaco, quindi con il candidato del PD. Parliamo del sottosegretario all'economia del veneziano Pierpaolo Baretta, che oggi si presenta per la corsa alle comunali proprio da Mestre, dal quartiere Pertini, uno dei quartieri simbolo di questa città per i vari interventi di cui necessita. E Pertini, tra l'altro, così giusto per raccontare un aneddoto, non è il nome del già Presidente della Repubblica, ma del fratello. Ecco, e dicevo, proprio da Campo San Giuliano noi ci colleghiamo, perché vediamo come la gente sta trascorrendo, chi in bicicletta, chi seduto sotto l'ombrellone qui nel plateatico di questo bar, questo sabato, in cerca di una spensieratezza, quella ritrovata, ci auguriamo, dopo lo sblocco appunto per il Covid. Da San Giuliano e da Mestre è tutto. Naturalmente vi forniremo tutti i dettagli
dettagli di questa lunga giornata politica nel corso dell'edizione della sera a partire dalle 18:30 e dalle 19. E da San Giuliano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, buon lavoro, torneremo a collegarci più tardi anche con lei proprio per tutti gli aggiornamenti su questa giornata anche politica ed elettorale in qualche modo. E a proposito di politica, sebbene insomma sappiamo sempre che le partite elettorali del territorio, pensiamo alle amministrative, alle regionali, fanno storia a sé, arrivano dei dati sull'andamento dei partiti politici in Italia, lo propone il sito del Corriere della Sera che parla di calo per quanto riguarda Lega e Partito Democratico, Movimento 5 Stelle in ripresa e sale ancora Fratelli d'Italia. I partiti dunque si avvicinano nel dettaglio: il Partito Democratico a 20,4 meno 0,8, Lega a 24 meno 0,3, come detto salgono Fratelli d'Italia al 16,3 con un incremento di 0,1. E quindi diciamo che rispetto alle europee, spiega sempre questo sondaggio del Corriere della Sera, ci sarebbe un boom del partito di Giorgia Meloni, più 2,9 milioni di voti. Vedremo questo quanto potrà pesare anche proprio nella corsa alle regionali. C'è poi la cronaca a tenere banco in queste ore. La prima è quella che arriva dalla prima periferia di Verona, esattamente da località Pestrino, perché la notte scorsa è stato trovato il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sanitari del 118 assieme alla questura, che sta naturalmente dando vita alle indagini, intanto per dare una identità a questo cadavere. E poi invece sul sito del Gazzettino, da Cappella, quindi dal Veronese a Cappella Maggiore, perché Alberto non ce la fa, schianto in moto 8 giorni fa, 8 giorni di agonia, e Alberto appunto ha perso la vita. L'artigiano 47enne ha perso il controllo della moto ed era finito in un fossato. Questo dunque anche gli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca di oggi. Oggi è un po' la giornata dell'analisi e lo faremo con diversi ospiti nel corso di questa edizione, di questa lunga diretta. Il giorno dell'analisi delle linee guida approvate ieri in conferenza Stato-Regioni. Sapete che il confronto tra il governo e gli enti locali si era interrotto giovedì sera, in tarda serata. Non si era trovato un punto in comune, c'erano alcuni dettagli che le regioni, gli enti locali ritenevano non ricevibili, in particolar modo l'uso della mascherina, ma anche altri dettagli che era stato chiesto di modificare, di rivedere. Pensiamo anche agli stanziamenti. Ebbene, ieri le regioni hanno presentato le loro proposte, c'è stato il confronto con naturalmente il governo, il ministro Azzolina, il ministro per gli affari regionali Boccia, lo stesso premier Conte, e si è arrivati ad una linea comune, ad un punto d'unione, quindi via libera alle linee guida che attendono solo ora di essere firmate, per poi dare la possibilità ad iniziare proprio dallo stanziamento di 1 miliardo di euro ai territori per organizzarsi. Sarà una scuola con molte differenze, con molte novità rispetto a quella che eravamo abituati a conoscere. Questo è inevitabile alla luce della necessità di far fronte ad un'emergenza che, ce lo dicono i dati, ce lo dicono i tanti focolai che in Italia ancora continuano ad esserci. Pensiamo a quello di Bologna relativo insomma alla Bartolini, ma pensiamo poi a quanto sta accadendo nel Casertano, nel Lazio, insomma piccoli focolai che è necessario, lo dicono i virologi, lo ha detto anche il professor Crisanti ieri, è necessario subito identificare, circoscrivere con tamponi a tappeto
evitando naturalmente una nuova diffusione e recrudescenza del virus. Ebbene, è necessario dunque adottare tutte quelle misure di sicurezza e quindi il ministro Azzolina ha spiegato come sarà il rientro in classe che sarà dal 14 settembre, che sarà per tutti gli studenti, questo è fondamentale dunque in presenza. La didattica a distanza sarà utilizzata laddove ve ne sia bisogno solo per implementare, solo per diciamo così completare nel caso vi sia bisogno e si parla soprattutto per quanto riguarda i ragazzi più grandi, quindi le fasce più grandi e poi ci saranno il distanziamento di 1 metro, non più da banco a banco ma da bocca a bocca. Questo permetterà dunque di avere più banchi nelle classi. Sapete che era questo un po' anche il timore, quello di non avere abbastanza spazio a disposizione nelle aule. A proposito di spazi, si cercherà, lo ha detto il ministro, di far uscire i ragazzi da quello che è l'ambiente scolastico abituale, di farli vivere la scuola in modo diverso in luoghi alternativi che possono essere i musei, i teatri, le biblioteche, i più piccoli parchi. Ma partiamo sentendo le parole del Premier Conte, che ha parlato di come la scuola occupi una pagina, un capitolo importante nel Recovery Fund. Sentiamo le parole del Premier Conte. Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo in nuovi investimenti. Ecco, questo nuovo miliardo ci dovrà consentire di ripartire a settembre in piena sicurezza, ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, più sicura, più inclusiva. Ma non sarà finito qui, perché vi preannuncio che sicuramente nel piano di rilancio e del Recovery Fund, quindi delle risorse europee, un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola. Noi ci ripromettiamo, dopo questa emergenza che ci ha duramente provato, di avere l'opportunità finalmente di investire nei percorsi di formazione dei nostri ragazzi. Vogliamo contrastare la povertà educativa, vogliamo contrastare la dispersione scolastica, vogliamo anche migliorare la formazione e investire in competenze digitali per tutto il personale scolastico. Dunque investimenti, non più classi pollaio, lo diceva anche il ministro Azzolina, quello che vogliamo combattere, spiegavano sia il Premier Conte che lo stesso ministro, è quello della dispersione scolastica. Vogliamo che tutti i ragazzi abbiano la possibilità di entrare a scuola, di partecipare alle lezioni, vogliamo una scuola più innovativa. Per questo investiremo anche nella formazione del personale scolastico ma anche del personale ATA, ha sempre spiegato il ministro Azzolina, proprio per fare una scuola sempre più moderna e votata al futuro. Naturalmente investimenti che riguardano anche le assunzioni. E quindi sentiamo sempre le parole del Premier Conte per quanto riguarda i finanziamenti che il governo finora e ha intenzione poi anche nelle prossime settimane di investire, di mettere sul piatto proprio per la scuola. La possibilità è quella di assumere 50.000 tra personale docente e personale ATA, e quindi questo significa permettere anche che vi siano nel frattempo, vedete, dei lavori in corso, perché è arrivato il mio primo ospite, vado subito a presentarvelo, il tempo di microfonare tutti. E stavo dicendo, perché la preoccupazione era quella, nel caso si decida nelle classi più numerose di dividerle in più gruppi, mancano gli insegnanti, c'è bisogno di personale docente che naturalmente possa far fronte a questi gruppi. Bisognerà capire se questo sarà appunto poi adottato in futuro, soprattutto per le classi, pensiamo quelle più numerose, proprio nella luce, nell'ottica del governo di non avere le cosiddette classi pollaio, perché diceva il ministro Azzolina non permettono agli insegnanti di arrivare a tutti nel modo migliore. Insomma, tanti punti che andranno poi chiariti e spetterà naturalmente i dirigenti scolastici in questi mesi. Siamo ormai a fine giugno, il tempo a disposizione non è poi così tanto, considerando che dal 1° di settembre verranno riaperte le scuole,
per fare dei corsi di recupero a quei ragazzi che hanno avuto più difficoltà con la didattica a distanza o con chi volesse comunque migliorare l'apprendimento avuto in questi mesi di chiusura, di sospensione delle lezioni. Insomma, diciamo che c'è molto da lavorare e questa domanda la rivolgo subito a chi è direttamente interessato da queste linee guida e dal metterle a punto. Presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Ma anche sindaco di un grosso comune come quello di Castelfranco, presidente dell'UPI, insomma tanti ruoli che la vedono direttamente impegnato in questa partita. Prima vedevo che annuiva quando dicevo c'è poco tempo a disposizione. La variabile tempo è quella che ci preoccupa di più, anche perché sino ad oggi, sino a ieri non avevamo le linee guida che stiamo ancora approfondendo per certi aspetti, no? Abbiamo cominciato a conoscere termini nuovi, rime, buccali e quindi... Molti si sono interrogati su cosa fossero, poi si è capito che era semplicemente da bocca a bocca. Esattamente, però al di là delle battute la questione è veramente preoccupante, ma sotto diversi punti di vista. Si evince dalle linee guida, per esempio, che oltre al metro di distanza tra gli studenti oggi ci sia quello dei 2 metri dalla cattedra e dai docenti. Esatto. E questo complica tantissimo le simulazioni che stavamo facendo appunto sulla scorta delle anticipazioni che insomma sulle quali si è discusso sino a ieri. Ieri in conferenza unificata sono state approvate con il sì condizionato di comuni e province, condizionati alle risorse, perché si cita tanto questo miliardo, ma ad oggi non vi è ancora una risposta concreta, tangibile e scritta nera su bianco. Ed è fondamentale sapere su quante risorse possiamo contare, perché ci hanno investito di poteri straordinari come sindaci e come presidenti di provincia. Non si capisce perché fino al 31/12/2020 innanzitutto, però poteri straordinari sì, ma avevamo bisogno di capire per fare che cosa e con quali risorse. Oggi sono stanziati 330 milioni nel DL 34 che non è ancora legge perché è in conversione al Parlamento e ci sono 3.000 emendamenti a questo decreto legge che vanno nella direzione di dar più risorse ad affrontare questo problema del contagio della pandemia, e nello specifico sulle scuole vi è un comma, il 235, che assegna 330 milioni, però e sono tecnicismi vincolati, hanno una procedura, un iter piuttosto lungo e si sa non essere applicabile, ed è per questo che ieri specialmente il rappresentante dei comuni ha chiesto che venissero convertiti oltre che integrati in uno strumento finanziario snello, veloce da applicare, perché è questo di cui abbiamo bisogno oggi noi. Ecco, c'è qualche insomma, ho sentito dei presidenti delle regioni, ma non solo, che dicevano ben venga questo miliardo, ma non è sufficiente, nel senso che insomma c'è tanto su cui investire, pensiamo solo a mettere a norma, comunque a trovare anche questi spazi. E anche su questo io adesso voglio fare una domanda, ne faccio due in una, Presidente. Si parla di spazi esterni e quindi di utilizzare musei, biblioteche, è una cosa fattibile secondo lei? E soprattutto, ripeto, c'è il tempo per organizzarsi così? Guardi, in provincia di Treviso ci siamo mossi così, non abbiamo analizzato spazi comunali tipo quelli che citava la ministra, cioè biblioteche, teatri o cose del genere, perché pensiamo siano impraticabili come soluzione. Abbiamo sondato spazi non utilizzati di altri enti pubblici, e faccio riferimento alle ULSE piuttosto che al demanio, piuttosto che a spazi comunali, con i quali abbiamo instaurato un dialogo che spero concretizzare la settimana prossima e ci dia quelle valvole di sfogo in termini di spazi di cui abbiamo bisogno. Vorrei fare anche una premessa però, una considerazione, non una premessa. Sembra quasi che da queste linee guida si voglia andare ad ovviare a situazioni già critiche del sistema scolastico, ma non solo italiano, che è stato messo a repentaglio a dura prova da questa pandemia. E mi riferisco alle classi pollaio, ai numeri minimi delle classi delle primarie, per esempio minimo 15 studenti, ed erano questioni che ponevano in difficoltà i comuni, che costringevano a chiudere scuole nelle frazioni, sapendo che nelle frazioni è un servizio che tiene viva la frazione, no?
Oggi paradossalmente noi dovremmo avere la possibilità di mantenere in vita determinati servizi che prima erano a rischio in virtù di riforme che tendevano a razionalizzare, a chiudere, a fare economie di scala, che però si sono rivelate oggi molto fragili. Questa è la questione. Allora, se l'indirizzo è quello di andare a sistemare delle questioni che erano già critiche in virtù di scelte sbagliate precedenti, può avere un senso, indipendentemente dalla pandemia, perché ricordiamo che se dovesse esserci un ritorno del contagio, stanno già valutando delle soluzioni alternative senza tener conto dei maggiori spazi che stiamo cercando. Cioè, se torna il Covid, non è che i maggiori spazi che metteremo a disposizione consentirà agli studenti di fare scuola in presenza. Stanno analizzando delle opzioni, chiamiamo B oppure C, con didattica a distanza, didattica mista, che ci siamo capiti. Quindi bene che si vada ad ovviare ad un sistema che ha messo in evidenza tutte le sue fragilità rispetto a questa pandemia, ma non è solo nella scuola, anche nella sanità. Stanno venendo fuori, diciamo, i nodi al pettine. Questa pandemia sta portando alla scoperta tanti fantasmi scheletri chiusi nell'armadio. Mi viene in mente, no? Cioè, che cosa ha messo in evidenza? Le tante fragilità del sistema e alcuni punti di forza. Noi qui nel Veneto siamo stati in grado di reagire velocemente, mi riferisco al sistema sanitario, mettendo in pista ospedali che erano stati dimessi, pronti ad affrontare eventuali criticità. Fortunatamente ad oggi non ne abbiamo avuto bisogno, ma anche questo la dice lunga rispetto alle scelte del passato, no? Quindi, ok, prendiamo l'occasione per andare a rimettere a regime determinati modelli che funzionavano e che sono stati messi in crisi in virtù di una razionalizzazione meramente di carattere economico, che parte dal livello centrale, non è che poi le regioni, le province e i comuni ci abbiano messo del loro, hanno solo preso atto e nell'ambito di queste leggi, di queste normative, siamo stati in grado di dare una risposta positiva, e lo saremo anche verosimilmente rispetto al mondo della scuola. Stiamo lavorando. Ci sono alcune criticità che sono emerse dalle linee guida, che ricordo dovevano essere ratificate giovedì in unificata, portate avanti con le regioni al venerdì per un confronto serrato, condizionate all'accompagnare con le dovute risorse gli indirizzi che ci hanno dato. La interrompo un attimo, Presidente, perché ci dovremmo avere in collegamento via Skype la collega, eccola lì, Valentina Visentin dal centro di Padova. Per raccontarci cosa, Valentina? Buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Francesca, siamo in pieno centro a Padova, davanti alla chiesa di San Niccolò, per parlare di un tema che forse si è trattato poco in questo periodo di lockdown, però le perdite dovute agli eventi cancellati, ovvero il lockdown c'è stato tra marzo, aprile e maggio, mesi importanti in cui si celebrano matrimoni, battesimi, cresime e comunione, tutti eventi che sono stati cancellati per colpa della pandemia e che di conseguenza hanno portato a una crisi del settore. Quanto ha denunciato ieri il presidente di Confartigianato Paolo Boschetto sono dati davvero importanti, perché sono stati oltre 29.000 gli eventi cancellati a causa del lockdown e quindi si stima una perdita quasi di 190 milioni di euro per tutte quelle aziende che lavorano dietro ai grandi eventi. Stiamo parlando di banchetti, fioristi, tutte quelle imprese che ruotano attorno all'organizzazione di matrimoni, battesimi ed eventi culturali ed eventi appunto che prevedono una ristorazione, il catering, e per questo motivo Confartigianato ha chiesto che tutte le piccole e medie imprese collegate a questo settore possano rientrare anche loro a loro volta nel bando regionale per i contributi. Io ho scelto di fare il collegamento proprio qui davanti alla chiesa di San Niccolò, alle mie spalle vedete c'è un matrimonio, segno che la ripresa sta ricominciando, però sono tanti gli eventi che sono stati appunto cancellati a Padova, la stima è di circa 29.000 eventi cancellati. Grazie Valentina, grazie mille, un interessante focus, grazie, buon lavoro naturalmente anche a te. Ieri proprio, Presidente, lasciamo per un attimo la scuola, ieri la collega ha parlato di Confartigianato, ieri voi avete avuto un incontro, un tavolo che ascolteremo anche le parole del Presidente della Confartigianato di Castelfranco, che intende essere un tavolo che si riproporrà, quindi non strettamente legato alla situazione della pandemia, ma che possa essere poi portato avanti anche nel tempo, proprio per essere al fianco delle aziende. La collega ha parlato di un settore, quello legato ai matrimoni, ma tutte quelle celebrazioni, che coinvolge, pensiamo, proprio le piccole imprese che sono un po' la nostra realtà.
qual è la situazione che è emersa da questo tavolo che avete messo in piedi? Ieri era la seconda volta che ci trovavamo con le associazioni di categoria e con i sindaci dei comuni dell'IPA della Castellana, appunto per discutere come è meglio fare sinergia per mettere a disposizione del tessuto socio-economico le poche risorse che sono date ai comuni per valorizzarle al meglio. E quindi un plauso particolare alla Confartigianato che ha avuto questa visione che appunto non è tendente a risolvere o a scollinare il problema pandemia, ma è tendente a mettere a sistema un territorio perché analizzi le criticità e trovi delle soluzioni comuni per dare una risposta diffusa alle esigenze del territorio. Allora che cosa abbiamo deciso? Di mettere in pista dei centri d'ascolto, li abbiamo chiamati, ma non è solo d'ascolto, ascolto e informazione, dove vi possano essere degli amministratori pubblici e dei rappresentanti delle associazioni di categoria che ascoltino quali sono le doglianze e quali possono essere gli indirizzi da assumere per dare una risposta. Pensiamo che farlo in un territorio che conta 93.000 abitanti, quello dell'IPA della Castellana, possa essere o diventare un modello replicabile di volano per la ripartenza. Questo è negli intenti di questa azione che è stata ieri riproposta e che secondo me insomma va proprio nella direzione a cui facevamo riferimento prima, cercare di andare oltre, di non trovarci nella situazione ante-Covid dove già scricchiolava il sistema, ma guardare avanti. Ha fatto un riferimento al mondo dei matrimoni. Noi abbiamo una rete di impresa, una rete di matrimoni che a Castelfranco al ristorante Barbesin, piuttosto che i wedding planner che curano questi eventi sui quali c'è sempre maggior ricerca di professionalità e quindi sono nicchie che producono i numeri a cui faceva riferimento prima la sua collega. Qualche criticità particolare, anzi prima io chiederei ad Andrea Basso che è in regia di farci ascoltare le parole di Oscar Bernardi, presidente della Confartigianato di Castelfranco, che fa un po' il punto su questo tavolo e poi ne discutiamo con il presidente Marcon. È la lanciata Confartigianato. Grazie Andrea. È emerso sicuramente la volontà sia da parte dei sindaci, delle amministrazioni comunali e da parte anche delle associazioni di categoria, la volontà comunque di trasformare questo tavolo che potrebbe essere gestito solo per l'emergenza, ma trasformarlo in un tavolo di trattativa, di confronto che duri nel tempo, che sia strutturale nel tempo. Ho visto la volontà di tutti e credo questo sia assolutamente positivo. Servirà anche a dare quelle informazioni agli imprenditori, ai cittadini e a quant'altro di tutto quello che sta uscendo oggi dal nostro sistema normativo nazionale, dove la confusione è ancora un po' elevata, non sono usciti i decreti attuativi e quindi nel momento che usciranno questi cercheremo noi, fra associazioni di categoria e amministrazioni comunali, di dare tutte le spiegazioni sia ai cittadini che agli imprenditori di come ci si può muovere in questo territorio. La confusione è ancora tanta e io le do questo dato che arriva dalla CGA che dice che 9 piccole e medie imprese anzi 9 su 10 non hanno chiesto alcun prestito, quindi 1 su 10 ha chiesto prestiti tra tutte le varie risorse messe in campo dal governo per l'emergenza post-Covid, solo 1 su 10 ha chiesto questi finanziamenti, ad indicare non tanto che ma che c'è poca fiducia e probabilmente questa incertezza sulle normative, sui decreti attuativi porta a questi dati. È proprio così. Cioè non hanno chiesto di indebitarsi, no? Non hanno voluto avere l'opportunità di indebitarsi senza avere la certezza di poterlo poi ristorare questo debito. E quindi la logica di concedere crediti alle aziende senza dare uno spiraglio di un futuro certo che possa consentire alle aziende stesse di ripagarlo questo debito, e mi riferisco ai famosi 25.000 euro piuttosto che ai contributi, cioè ai prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato. Non è una misura che funziona in un territorio dove vi è consapevolezza imprenditoriale, no? Cioè non ha logica che dicano al sottoscritto: guarda Marcon, vatti a fare un mutuo da 100.000 euro, intanto ti do liquidità. Sì, ma per fare cosa?
perché la liquidità a me serve per poter lavorare, non avrei bisogno in linea teorica della liquidità se so che ho una prospettiva di lavoro. Ci sono già le banche che fanno il loro percorso per supportare le aziende quando hanno un programma preciso di lavoro, ma se non hai programmi davanti a te, che logica è quella di andare dare la possibilità di indebitarsi? Confusione, il tema è proprio questo, confusione. Faceva riferimento il Presidente verosimilmente al DL 34, no? Quello del rilancio, dove ci sono tutti i miliardi, che deve essere convertito in legge in Parlamento e che ha pendente 3.000 emendamenti oggi, quindi non vi è neanche la chiarezza oppure lo strumento da poter andare a informare le aziende su quali sono le reali potenzialità che hanno. Perché se tu oggi hai un decreto legge che sarà tramutato in legge, magari modificato in maniera sostanziale, ti mette in condizioni un po' di incertezza. C'è confusione per esempio sul bonus del 110% con il credito d'imposta, la possibilità che questo possa essere ceduto alle banche, se sì entro quali termini, e questo è uno degli elementi che è emerso ieri nel tavolo di discussione. Abbiamo bisogno di certezze. Quando ci sono certezze di regole, noi troveremo la strada migliore per poter ripartire. E poi la burocrazia, immagino. Questo lo affrontiamo però subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta per aggiornarvi, e c'è un aggiornamento prima di tornare a dare la parola al Presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, sulla notizia di cronaca che vi abbiamo dato in apertura su quel corpo carbonizzato trovato in un'auto nella prima periferia di Verona questa notte. Ebbene, si sarebbe suicidato l'uomo trovato carbonizzato in località Pestrino, e questa è l'ipotesi più accreditata dopo i primi rilievi della polizia. La vittima è un 42enne sardo originario del Nuorese ma residente a Verona. Naturalmente vi daremo ulteriori aggiornamenti se ce ne saranno. Allora Presidente, torniamo a parlare di questo tavolo che avete messo in piedi insieme alla Confartigianato. Altro tema con cui ci eravamo lasciati è la burocrazia, perché molto ruota intorno alla burocrazia, ai tempi, alle carte che è necessario fare, che magari scoraggiano anche chi deve farle, perché chiede tempo, chiede personale per richiedere poi anche le varie misure messe in campo. È proprio così. È un tema rispetto al quale non si perde occasione per metterlo in evidenza a chi ha l'onere di legiferare e di cambiare le cose. Per esempio, la scorta di essere commissari come sindaci e presidenti della provincia nasce dall'esempio virtuoso di quel che oggi noi chiamiamo modello Genova. Il ponte di Genova in meno di un paio d'anni è stato ripristinato, rifatto nuovo e verosimilmente entro il secondo anniversario della tragedia verrà inaugurato. Ed è un'opera faraonica che dall'estero ci guardano con ammirazione, perché essere riusciti a fare un qualcosa del genere in così breve tempo e senza pastoie burocratiche da parte del commissario in Italia credo che faccia rimanere un po' di stucco chi ci guarda da fuori con sospetto qualche volta, no? E sulla scorta di quel modello lì noi abbiamo chiesto di poter essere commissari come sindaci e presidenti di provincia in ambiti ben circoscritti, perché poi esperienze commissariali del passato hanno prodotto anche modelli non proprio virtuosi, no? Ce lo diciamo. Quindi siamo stati pronti e saremo pronti ad affrontare quella sfida. Bisognerebbe declinare questo modello in tutti gli ambiti della burocrazia italiana, in tutti gli ambiti, e accompagnare a questa cosa una giustizia certa, perché l'altro tema, l'altro tallone d'Achille in questo mille piedi che è l'Italia, no? Perché ne abbiamo 1000 di talloni d'Achille, vi è anche quello della giustizia. Se non vi è una giustizia certa che dia le giuste risposte nei momenti in cui è chiamata in causa, si va male. Queste sono le due cose fondamentali per far ripartire il Paese con quello scatto d'orgoglio che abbiamo dentro. Noi italiani siamo bravi, noi veneti siamo bravi, noi trevigiani siamo bravi, ma tutti siamo pronti quando ci danno l'opportunità a far vedere di che cosa siamo capaci. Abbiamo bisogno però di essere supportati a livello nazionale rispetto a questi indirizzi che tutti declamano ma poi non li applica nessuno. Altre problematicità che le aziende hanno portato sul tavolo, che comunque insomma vanno risolte per questa ripartenza, ma penso anche poi in futuro, perché la vostra intenzione è quella di fare questo tavolo permanente di confronto. Guardi, quello del credito
delle banche, il dialogo con il sistema bancario è uno dei temi che tornano sempre in auge quando si discute col sistema impresa. Perché? Perché è alto il costo dell'approvvigionamento del denaro, anche se poi gli spread, i tassi sembrano bassi, ma nel momento in cui vai a concludere magari fai fatica a spuntare quei prezzi che ti rendono competitivo. Un altro tema, oltre a quello della burocrazia, è quello dei costi dei servizi, e mi viene in mente quello dell'asporto rifiuti piuttosto che il costo dell'energia. Oggi noi vediamo che qualcuno in qualche modo un po' si salva perché i costi dell'energia sono abbassati in virtù del fatto che il petrolio è basso e le cose che conosciamo, ma i punti che mettono in crisi il nostro sistema economico, e quello nostro è caratterizzato da piccole o micro imprese o medie imprese, sono appunto questi: i costi dei servizi sommati alla burocrazia, che è onerosa e pesante tanto per chi ha un dipendente come per quello che ne ha 1000. Quindi quali sono le misure da mettere subito in campo? O meglio, da questo tavolo voi preparerete un documento? Che cosa servirà, oltre che a confrontarvi, a raccogliere le istanze del mondo dell'artigianato, delle imprese? Qual è il passo successivo da questo tavolo? Allora, il passo che noi intenderemo fare è quello di far capire agli imprenditori anche quali sono le competenze comunali, perché magari ci si aspetta dal sindaco che vada a risolvere problemi di cui non ha competenza, e quindi il dialogo serve anche a far capire quali sono gli strumenti che noi come sindaci abbiamo a disposizione per essere a fianco delle imprese. 2, raccogliere istanze per poi magari andare a perorare cause rispetto a enti sovraordinati che hanno determinate competenze. Portare avanti per esempio nei consigli di bacino il discorso del costo dei rifiuti, sui quali poi i consigli di bacino hanno agito e stanno dando delle risposte. E ci serve questo, e far capire anche quali sono le nostre competenze e gli strumenti che abbiamo, perché c'è stato un momento in cui i sindaci sono partiti un po' a random con misure a supporto del proprio territorio e mettevano i sindaci anche su situazioni un po' di imbarazzo, perché ti dicevano: guarda che quello ha fatto questo, quello ha fatto quell'altro, tutti guardano quali cose sono state fatte perché c'è l'aspettativa, no? E allora abbiamo detto stop, ma anche noi stessi siamo partiti cercando di dare delle risposte ai cittadini. Stop un attimo, vediamo quante possibilità abbiamo, perché non è da scordare che a novembre i bilanci degli enti pubblici, stante la situazione attuale, non avranno non saranno floridi. Oggi noi abbiamo mancate entrate importanti a livello comunale e a livello provinciale, sui quali il governo sta intervenendo, ma nella misura del 30%, del 50%, e quindi capiamo, se io al termine a novembre come provincia mi trovo con 6 milioni in meno di mancate entrate, mi salta tutta la programmazione che fondava il bilancio di previsione su determinati numeri. Salta, e i comuni la stessa cosa. Bisogna fare attenzione, perché tutto può accadere secondo come interpretiamo noi l'amministrare, ma non che il bilancio dell'ente pubblico vada in difficoltà o vada in dissesto. Che cosa si rischia di non poter fare? Avete già un'idea? Alla luce di queste mancate entrate, innanzitutto stanno arrivando? Sì, stanno arrivando dei contributi. Sì, però ad esempio, guardi, a Castelfranco Veneto abbiamo stanziato 300.000 euro per i centri estivi, e ne sono arrivati 60.000 dal governo, quindi il resto ce li abbiamo messi noi come comune. Così anche gli altri comuni. Che cosa stanno facendo le nostre amministrazioni, ma poi coordinate anche da ANCI Veneto? Prudenza. Oggi i bilanci dei comuni in questo periodo vedono l'approvazione del bilancio del 2019 e verosimilmente c'è un avanzo di bilancio, lo si accantona. In normali condizioni questo avanzo di bilancio ti consente di poter portare avanti programmazione che magari hai tenuto fermo perché non avevi disponibilità economiche. Oggi cosa stiamo facendo? Un po' tutti. Accantoniamo l'avanzo e lo utilizziamo a supporto del tessuto, e parte lo teniamo là per capire cosa succederà da qui a novembre, quando saremo chiamati a fare l'ultima variazione di bilancio. Adesso mi sembra si possa andare anche a dicembre, può essere che portino avanti determinate scadenze, però conviene essere prudenti, perché tutto può succedere, ripeto, ma non che
che il bilancio dell'amministrazione comunale vada in disavanzo o in dissesto come altre parti del paese che di virtuoso non hanno nulla. Bisogna fare le formichine, insomma, in qualche senso, ma state già cercando di tagliare o comunque di risparmiare da qualche parte per mettere da qualche altra parte? Cioè, state già facendo questi ragionamenti? Pensate già che ci saranno alcuni servizi che ahimè dovrete tagliare? No, io no, come taglio di servizi no. Ci sono quelle situazioni, sempre parlando tecnicamente, no? Ma faccio un esempio semplice. Bilancio di previsione 2020, quello che ti dice quanti soldi incassi e quanti ne spendi, dove li spendi nel corso del 2020. A 2021 si fa il consuntivo e si vede cosa è successo, se hai rispettato le previsioni. Il bilancio 2020 fonda parte delle entrate, per esempio, sugli incassi degli abbonamenti dei trasporti scolastici. Che andranno adesso risarciti, rimborsati. E che legittimamente devono essere rimborsati a coloro che non hanno usufruito il servizio. È normale, però per il comune diventa un numero negativo di cui non aveva previsione, non aveva consapevolezza. Stessa cosa, per esempio, sulle mancate entrate da parcheggi, mancate entrate da sanzioni amministrative. Quindi i numeri là erano tutti in positivo nel bilancio di previsione, andranno tutti in negativo. Quindi mi tengo l'avanzo dell'anno precedente per andare a compensare queste mancate entrate laddove non ci pensi il governo. Speriamo che ci pensi, che così tutto ciò che ho risparmiato me lo ritroverò nel 2021, anche se nel 2021 IRPEF, per esempio le tasse che pagano sui redditi le aziende, saranno sicuramente in calo perché non hanno prodotto fatturato in questo periodo e quindi tasse non ne pagano se non prendono soldi le aziende. Bilanci 2021 per gli enti pubblici, stante la situazione attuale, sarà molto difficile da gestire. Insomma, tanto lavoro per i sindaci, per le amministrazioni locali in generale. Io tornerei però, Presidente, al tema della scuola, che è un po' il tema di oggi, e andrei un po' più sul territorio, nel concreto, su come vi state organizzando, intanto per quello che è la vostra competenza provinciale, quindi per le scuole di secondo grado, come state ragionando, quali possono essere gli spazi che state pensando. Lei ha fatto accenno appunto ULS, spazi demaniali, spazi comunali. Avete già proprio concretamente individuato degli spazi che potrebbero tornare utili? Anche perché lei prima in pausa pubblicitaria mi ha detto assolutamente no tensostrutture, assolutamente no gonfiabili, andiamo su cose concrete che già ci sono, ma su cui però bisogna intervenire. Sicuramente, e da qui il tema delle risorse. Sì, i container piuttosto che palloni gonfiabili. Io ho un'esperienza a Castelfranco Veneto che ho ereditato come soluzione tampone partita 17 anni fa, quindi basta, poi quando arrivano a fine vita non consentono di poter fare lezioni in sicurezza o in un ambiente che sia consono a chi deve avere un attimo di serenità, no, per fare scuola. Quindi ci siamo guardati attorno con uno spirito diverso, cercare di vedere laddove ci siano degli spazi, ancorché non destinati a scuola, non iscritti all'anagrafe scolastica, altro tema, ma che possano essere riconvertiti. E ce ne sono ma basta guardarci un po' attorno. Ad esempio, se possiamo già sbilanciarci senza creare aspettative, però insomma avete già fatto una ricognizione sul territorio. Le dico così, sul territorio della provincia di Treviso abbiamo 6 macropolo scolastici di secondaria e di secondo grado: Castelfranco Veneto, Montebelluna, Cornegliano, Vittorio Veneto, Treviso e Oderzo. E rispetto a questi 6 comuni dei contatti li ho già avuti con i rispettivi sindaci, i quali qualche soluzione l'ha già prospettata, con spazi magari propri dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici che sono dismessi e possono essere convertiti. Qualche polmone, lo possiamo chiamare così, qualche valvola di sfogo c'è, e anche possono venire fuori delle soluzioni che sistemano delle situazioni che già erano compresse, come dicevamo prima, no? Se noi riusciamo a concretizzare questi nuovi spazi, a mio avviso daremo una sistemazione a questi 6 macropoli che aspettano da tempo. Ci sono delle criticità delle classi pollaio piuttosto che convivenze che risultano difficili, oppure riescono grazie all'abilità di dirigenti scolastici che incastrano le varie esigenze con le opportunità che sono sempre poche. Secondo me, se ci riusciamo,
Penso di sì, incrociamo le dita, non voglio mai, io tendenzialmente non dico mai gatto se non ce l'ho nel sacco, ma se si concretizzerà dovremo andare a sistemare un attimino anche quelle questioni che pendevano da tempo e che tante criticità hanno destato e hanno, insomma, ci portiamo dietro da tanto tempo. Diciamo che dall'emergenza potrebbe arrivare lo spunto per trovare delle cose anche buone, quindi positive, e che però, non voglio essere insistente, ma richiedono risorse, nel senso che il tema delle interventi risorse che chiedono centinaia di migliaia di euro, immagino, anche se sono vecchi edifici abbandonati. Qualche milione forse può non bastare, qualche milione forse può non bastare, e sapendo che hai 2 mesi di tempo, appunto, per metterlo in pista. Allora, grazie ai poteri di commissari straordinari, in qualche modo sulla burocrazia forse riusciamo ad essere celeri. Certo è che se non so come facciamo con i soldini, però ci mettiamo in pista lo stesso e battiamo in modo tale che ce li diano queste risorse. Nelle linee guida fanno riferimento a quel famoso miliardo a cui, insomma, tutti ormai fanno annunci, però non c'è ancora, speriamo che ci sia e che sia destinato all'edilizia scolastica, perché ricordo che altro tema fondamentale è la dotazione degli organici all'edilizia alla scuola, perché io posso trovare spazi per ampliare il numero delle classi, ma gli insegnanti che insegnano in una classe non possono essere contemporaneamente gli stessi che insegnano nell'altra classe. Così come l'altro tema è quello del trasporto pubblico locale, è molto delicato. Una nota favorevole è quella ordinanza regionale che consente la capienza al 100%, e nelle linee guida emerge la possibilità di poter fare ingressi scaglionati. Quindi se si fa una dilazione degli orari di ingresso e contestualmente di uscita anche, riusciamo forse a creare quel doppio turno come trasporto pubblico, come trasporto scolastico, che dia il servizio di cui c'è bisogno. C'è bisogno per le aziende di trasporto pubblico locale di avere le necessarie risorse per coprire i chilometri e i servizi che oggi non sono contemplati. Quindi potenzialmente una soluzione la si trova, mancano le risorse, la certezza delle risorse. Questo per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado. E per quanto riguarda le scuole elementari, competenza dei comuni, quindi lei sindaco si è confrontato con i suoi colleghi, è vero che magari il numero di bambini è inferiore rispetto magari alle scuole superiori, però comunque anche lì c'è la necessità di trovare, immagino, degli spazi. Ci confrontiamo con i colleghi sindaci anche non solo come sindaco ma anche come presidente di provincia, perché ci sono delle realtà di scuole comunali che ospitano classi provinciali e quindi l'esigenza in qualche puntuale è che ci dicono i sindaci: toglimi le tue provinciali che vedrai che io la soluzione per le mie comunali la trovo. Ci sono questi esempi sul territorio. Dopo i sindaci avranno dei problemi sicuramente, credo un po' in formula minore rispetto, oppure di tenore minore rispetto ai presidenti di provincia, perché la demografia scolastica, la razionalizzazione dei plessi che ha prodotto dei plessi nuovi in determinati comuni o per l'adeguamento sismico oppure per la razionalizzazione delle scuole, hanno lasciato sul territorio scuole dismesse che possono essere riattate in virtù di queste linee guida. Quindi, ancorché bisogna entrare nel dettaglio e nel puntuale, stanno discutendo del cruscotto dell'edilizia scolastica nelle linee guida, che sarebbe un bellissimo strumento, però credo sarà di difficile attuazione a livello centrale. Noi come provincia di Treviso ce l'abbiamo fatto in casa ancora da tempo, basta aggiornarlo con i dati e con i criteri che sono esplicitati nelle linee guida e avremo una fotografia che ci dirà di quanti spazi abbiamo bisogno in provincia di Treviso. I comuni non ce l'hanno, ci sono delle anagrafe scolastiche aggiornate, altre un po' meno, ma verosimilmente il comune, se avrà le risorse... Sempre lì ci torniamo. Sempre lì ci torniamo, anche perché i comuni non si sa dove toglierne e per dover metterne in termini di risorse tra comuni e province. Sempre per tornare al discorso che si faceva prima, no? Se lasciavano agli enti locali le risorse che vengono prodotte dal proprio territorio non avremmo alcun tipo di problema, noi. Però nel tempo queste riorganizzazioni, razionalizzazioni, tagli a destra, tagli a sinistra, hanno prodotto che siamo arrivati all'osso. Oggi o ci danno i soldi loro o ci lasciano i nostri, e sarebbe ancora meglio.
perché farci dare soldi dal governo centrale che abbiano una destinazione mirata aiuta adesso, perché il problema è quello del mondo scolastico, ma se ci lasciassero i nostri forse avremmo già potuto fare una programmazione che non ci avrebbe fatto trovare di fronte a questa esigenza che oggi c'è, cioè quella di andare a riattare scuole dismesse piuttosto che a farne di nuove. E immagino anche che non avreste dovuto fare tutti i conti di cui parlava lei prima, quindi mettere da parte l'avanzo di bilancio, razionalizzare al massimo gli interventi. Immagino che sarebbe stato sufficiente per guardare con ottimismo e positività al futuro e magari anche mettere in piedi quelle opere che erano già state messe nero su bianco nelle previsioni di bilancio, immagino. Guardi, io vengo dal mondo dell'impresa. La passione politica la coltivo da 15 anni, ma non riesci mai a capacitarti sulla gestione del bilancio pubblico paragonata a una gestione del bilancio di un privato piuttosto che a quello di una famiglia. Cioè ci sono dei tecnicismi, delle regole che ogni volta magari ti fanno prendere anche qualche incazzatura detta fuori dai denti, perché è incomprensibile, è illogico talvolta avere dei soldi e non poterli spendere dove vorresti tu o dove intendi, insomma, delineare la tua linea programmatica. Non ci riesci, devi gioco forza sempre fare i conti con questo tecnicismi di bilancio che ci ingessano, ci vincolano, ci mettono su situazioni paradossali e difficili da spiegare alla gente anche. Perché, cioè, se tu certo, perché se poi togli i servizi, naturalmente se la prendono con chi governa il territorio. Giustamente, per certi aspetti. Dopo tu vai a giustificare, cioè, mi hanno tagliato i soldini là, non posso più spenderli. Noi abbiamo fatto una misura per rendere i parcheggi gratuiti, per esempio, finito il lockdown. Sì. Ha una logica secondo come la interpretavamo noi, no? Per agevolare la ripresa dai la possibilità a un mese di poter parcheggiare in piazza gratuitamente. Era poco logico rendere gratuiti i parcheggi durante la fase di lockdown dove da sé la piazza era già vuota di per sé, non arrivava nessuno. Però nei conti del bilancio mancano sia quelli del lockdown che quelli che hai deciso di metterci. Ed è una spesa corrente, si chiama, hai deciso di metterci i soldini, punto. Perché non mi abbassi l'IMU? Anche se stiamo facendo dei ragionamenti per quel che è di competenza comunale, perché non, che ne so io, i plateatici adesso per norma sono sospesi fino al 31/10, verranno ristorati ai comuni, ma anche là, in che misura? Nella misura del 50% in più rispetto a quello che era autorizzato. E tutti i conti, i numeri, queste sono incognite che poi dovremo andare a mettere nero su bianco e far quadrare i numeri. Difficile da spiegare a chi ci ascolta da casa, molto difficile, perché ho il retaggio da imprenditore e mi confronto con mia mamma ogni tanto che mi dice: ma come è possibile sta roba qua? Ascolti Sindaco e Presidente, mancano 2 mesi, allora oggi è il 27 di giugno, la scuola ricomincia il 14, ma la volontà del governo è quella di riaprirla il 1° di settembre per dar possibilità ai ragazzi di mettersi alla pari, insomma, per chi magari aveva avuto problemi con la didattica a distanza. Come vi state muovendo? Nel senso che ieri sono arrivate le linee guida. I soldi non ci sono ancora, però è necessario affrettarsi, perché se ci sono degli spazi che vanno rivisti, risistemati, bisognerà farlo entro il 14 settembre, o meglio entro il 1° di settembre, con in mezzo poi agosto, dove sappiamo molte aziende resteranno aperte sicuramente, perché insomma dopo 3 mesi di lockdown è necessario comunque continuare a lavorare. Ma vi state già muovendo? Lei ha detto ci siamo già mossi prima di avere, sì, insomma, sì. Ma ci stiamo dentro come tempistiche? Una domanda, se succederà sarà un miracolo. Se succederà sarà un miracolo, però io penso che in qualche modo ci faremo trovare pronti. Bisogna entro la settimana prossima avere ben le idee chiare, sapere di quante risorse abbiamo bisogno e andare a dire a chi ci comanda, a chi ci governa: questi sono i soldi che ci servono. Noi siamo pronti, dateci il là, diteci che i soldi ci sono, noi partiamo. Dopo è un impegno che dovete prendervi e onorare voi, perché puoi partire anche senza la certezza per certi aspetti, no? Perché basta che arrivino, perché l'importante è questo, devono fare in modo tale, mi devono dire parti anche senza soldi che poi arrivano. Allora io non ho problemi. Quindi voi farete, diciamo così, un conteggio, presenterete il conto
allo Stato, e quindi avete già un appuntamento? Come farete? Beh, naturalmente il vostro interlocutore è la Regione, che poi si farà a sua volta interlocutrice con lo Stato. Avete un dialogo aperto con il governo? Come funziona proprio concretamente? Allora, come province, innanzitutto noi abbiamo già fatto anche una riunione preliminare con i dirigenti scolastici delle secondarie superiori, cercando di fare un quadro sulla scorta delle anticipazioni che c'erano per capire in che direzione muoverci. Ci saranno queste conferenze di servizi con dei tavoli provinciali e anche regionali, con i dirigenti scolastici, con le associazioni dei genitori, con le associazioni sindacali degli insegnanti, e quindi per trovare una quadra ci si ritroverà tutti assieme, arrivando a quei tavoli lì con i dati certi. Quindi io mi farò trovare nella posizione di dire alle province: se avete bisogno di un 15% di spazi in più oppure un 20% di spazi in più in base alle iscrizioni, possono offrire questo, abbiamo questa possibilità. Il dirigente scolastico farà la sua valutazione dicendo: ok, abbiamo 15 classi in più, 20, 100, quello che serve, bisogna che ci diano gli organici. Tutti assieme dovremo andare a mettere in pista un modello che poi da presentare a chi oggi aspetta forse dei dati, perché il miliardo famoso può essere che non basti, a mio avviso farà fatica bastare quel miliardo che è annunciato per tutta Italia, ricordiamo. A mio avviso non sarà sufficiente, perché bisogna sommare anche il trasporto pubblico. Ribadisco quella del trasporto pubblico locale perché non è secondaria come questione, deve andare di pari passo al mondo della scuola e ha bisogno di tanti soldi anche quello per essere rimesso in pista, perché le aziende di trasporto oggi stanno patendo in un modo drammatico il lockdown e quello che è successo. Stanno in piedi anche loro in attesa di poter capire quante risorse hanno e come saremo riorganizzati. Quindi concertazione, cercare di essere veloci, analizzare il territorio e portare a casa delle soluzioni, capire quanto costano. Poi come sistema provincia a livello UPI nazionale noi avremo un incontro anche la settimana prossima con dei referenti del Ministero, i quali insomma paventeremo oppure discuteremo le criticità delle linee guida che sostanzialmente ho riassunto negli interventi che ho fatto. Buona estate di lavoro, mi viene da dirle, Presidente. Grazie davvero al Presidente della Provincia di Treviso, Sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Saranno mesi impegnativi per tutti per essere pronti al 14 settembre al suono della campanella. Grazie Presidente, e adesso, come vi avevo annunciato, ascoltiamo questa lunga intervista in esclusiva rilasciata dal governatore Luca Zaia alla nostra Ilaria Marchiori, dove ripercorre questi 4 mesi di emergenza e di lotta al Covid-19. Presidente, sono passati tantissimi mesi, tantissimi giorni da quel 21 febbraio. Lei è ancora qui, non ha ancora fatto un giorno di riposo. Beh, sono tanti giorni, siamo ovviamente a giorni impegnativi, abbiamo vissuto questa esperienza. No, nessun riposo, perché poi alla fin fine Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 25 aprile, ma l'ho fatto volentieri assieme alla mia squadra e penso che quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo. Scendere in campo significa affrontare il problema, essere qui a governarlo e soprattutto fare sintesi, perché poi ci vuole sempre qualcuno che prenda le decisioni e ovviamente si porti a casa la responsabilità. Non dimentichiamoci che io sono qui sia come ruolo di governatore, quindi presidente di regione, ma anche come soggetto attuatore, visto e considerato che sono soggetto attuatore per l'emergenza coronavirus. Ecco, lei non ha voluto lasciare i veneti nemmeno un giorno da quando si è saputo tutto, o meglio, da quando ancora non si sapeva nulla. Il fatto che lei abbia fatto una conferenza ogni giorno per rimanere accanto ai veneti, per dimostrarsi accanto a loro, ha significato moltissimo per ognuno di loro. L'hanno dimostrato i tanti ascolti in televisione e anche le tantissime visualizzazioni delle sue dirette online. Allora, intanto mi lasci ringraziare tutti, in particolar modo ringrazio voi, cioè Antena 3, Rete Veneta, perché comunque assieme alle altre televisioni, assieme agli altri giornalisti avete dato modo di dare informazione. Sa, oggi c'è qualcuno, ma pochi, fanno le riunioni nelle cabine telefoniche che mi dicono, o meglio a me non lo dicono, dicono in giro, ma Zaia fa politica, ma Zaia condiziona i veneti. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono colui che pensa che i veneti siano degli idioti che possano essere
teleguidabili da una conferenza stampa. Quindi chi dice questo pensa che i veneti siano degli idioti. I veneti sono autonomi, liberi di pensare, l'hanno dimostrato 1000 volte nella storia dei veneti. Dall'altro invece è vera una cosa, che questa partita del coronavirus è andata bene, fra virgolette, beh sì, ma poteva anche andare male, ma io ci ho messo la faccia dal primo giorno, perché comunque è fondamentale che il capo ci metta la faccia. E poi ho voluto, e per questo vi ho ringraziato, avere un filo diretto con i cittadini. Non trovavo corretto dare l'incarico, che so, al mio direttore della sanità, piuttosto che a qualche altro dirigente, di parlare ai veneti. I veneti devono sentire parlare chi poi prende le decisioni. E i veneti hanno apprezzato, no? Non c'è nulla di pianificato, non c'è nulla di ragionato a tavolino. Io ho preso la cartellina il primo giorno e ho detto, siccome voi eravate qui, vi ricordate, vivevate qui, ho detto scendo e parlo con i giornalisti. Da lì il secondo giorno, terzo, alla fine poi vi ho portato all'interno perché ho detto ma c'è brutto tempo, c'è freddo, e abbiamo iniziato. Però pensare che oggi la conferenza stampa sia diventata un appuntamento mi fa piacere, anche perché nella conferenza stampa non è che parliamo di cretinate, si parla di problemi di coronavirus, cerco di mantenere nell'ambito sanitario, ho voluto presentare i diversi professionisti della sanità, perché la sanità ha una squadra, non ci sono i singoli ma c'è una squadra, e penso che i veneti, dagli ascolti che si vedono, abbiano assolutamente apprezzato, insomma, vedere in viso, che so, il professor Navalesi piuttosto che la professoressa Tacconelli, la dottoressa De Silvestro che si occupa del plasma, e la dottoressa Catelan che si occupa delle malattie infettive, piuttosto che i tanti che abbiamo conosciuto, insomma il professor Vianello per quanto riguarda la pneumologia e molto altro ancora. Insomma, questa è la dimostrazione di una squadra che va e va alla grande. Presidente, lei è sempre stato amatissimo, lo sappiamo, però dopo questi mesi i consensi sono arrivati anche da oltre regione, perché tutta Italia ha un'ottima opinione di lei come Presidente della Regione, lo so anche a livello personale, perché insomma, come sappiamo, io ho un rapporto particolare con una regione che è la Puglia. Proprio andando lì, lei è amatissimo anche al sud. Si aspettava un consenso del genere, e sappiamo che l'abbiamo visto anche nelle statistiche, primo in Italia. No, non me l'aspettavo, poi le dirò che è anche naturale che arrivi del consenso, visto e considerato che noi governatori siamo stati sotto i riflettori per 130-140 giorni, siamo partiti dal 21 febbraio. Dall'altro però ho sempre avuto, diciamo, il benestare anche di molte regioni del sud, di molti cittadini del sud, perché io vengo dalla mia esperienza di ministro e non mi sembra di aver lasciato un brutto ricordo in quelle terre. Penso che sia fondamentale fare il proprio dovere, lavorare secondo coscienza e a volte anche fare scelte controcorrente. Quanti non hanno iniziato? Io mi ricordo che i primi giorni c'erano i sondaggi sui governatori a precipizio, perché chiudevamo ospedali, perché proponevamo aree rosse, perché Zaia ha chiuso il carnevale, perché non doveva farlo. Si ricorda qualche suo collega addirittura andò avanti per una settimana invocando la riapertura. Ricordiamo tutto. Alla fine abbiamo avuto ragione noi, e quindi penso che i cittadini abbiano apprezzato di dire beh, questo ha avuto le palle, ha fatto anche scelte controcorrente, ma le ha fatte nel nostro interesse. Noi abbiamo avuto circa 20.000 persone contagiate in Veneto, ne abbiamo curate e guarite 6.500, purtroppo abbiamo 2.004 morti nella sanità del Veneto, scusate, cittadini veneti morti appunto per coronavirus, però siamo riusciti a evitare il peggio, perché il peggio significava veramente una strage. Bastava sollevare il piede dall'acceleratore, farsi vedere una volta alla settimana, fare qualche telefonata e qui veniva giù il mondo, perché questa è la verità. Ecco, due cose. Lei ha detto, naturalmente noi governatori siamo stati in prima linea, quindi è un po' normale che abbiamo ottenuto consenso. Non è stato così proprio per tutti. Lei ha avuto un consenso, si potrebbe dire, unanime, proprio in tutto il paese. E poi ancora ha detto, ci ho messo la faccia da subito. Avrà avuto anche timore in quei giorni nel prendere determinate decisioni, in primis quella di chiudere Vo'. Grazie per averlo ricordato, perché qua adesso sembra che tutti abbiano chiuso Vo', che tutti abbiano chiuso Sclavonia, che tutti abbiano fatto i tamponi. Cioè, diciamo, mettiamo in fila le cose. Il 21 febbraio le ho decise io queste robe. I 3.000 tamponi a Vo', contro legge. Ricordo che la legge non prevedeva, e le direttive non prevedevano di fare i tamponi a tutti, ma solo ai contagiati e ai contatti stretti, cioè ai familiari. Ho deciso da subito di chiudere l'ospedale di Sclavonia. Anche qui vorrei ricordare che è partito subito un comitato.
Cioè, oggi con 2.000 morti, 6.500 guariti e 20.000 contagiati, mi chiedo che senso avesse avuto fare un comitato per riaprire Schiavonia perché Zaia l'aveva chiuso. C'è gente che è stata così offuscata dall'idea di far politica che non si è neanche resa conto che cosa stava arrivando. Terzo aspetto, dopo aver fatto i tamponi, quella sera ha deciso quello, chiudere Schiavonia, mettere le tende riscaldate. Mi sono preso gli attacchi perché ho messo le tende della protezione civile. Zaia sta spettacolarizzando un'influenza, avete visto che influenza è stata? E non ho solo chiuso Schiavonia, ho chiuso 10 ospedali, abbiamo dedicato il coronavirus, Vittorio Veneto, Villa Salus, San Camillo Treviso, Villa Salus Omeste, San Camillo Treviso, Dolo, Villafranca e poi altri che non sto qui a ricordare, Schiavonia, insomma Jesolo. Abbiamo dato una rete Covid per garantire l'assistenza normale agli altri cittadini. Non è stato facile, vanno ringraziati tutti i sanitari, tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità, dalla signora delle pulizie al grande chirurgo, al grande professionista, a tutti coloro che comunque si sono dedicati. Pensate al mondo del volontariato, andrebbe ricordato, no? La protezione civile, la Croce Rossa, le croci in generale, tutti i volontari, i carabinieri in congedo, gli alpini, insomma tutti quelli che hanno lavorato. E direi che è stata una chiamata del popolo, ne viene fuori un popolo che chiede l'autonomia, ma perché l'autonomia se la merita, perché poi questa è la verità. Se dovessimo pensare al coronavirus, io dico che se 3-4 anni fa qualcuno voleva fare, ve lo ricordate, il referendum, no? Per cancellare di fatto le regioni, oggi se c'è un riferimento per i cittadini è la regione. Quindi il coronavirus ha sdoganato le regioni perché ha sottoposto le regioni a uno stress test e chi l'ha superato bene. Visto che ha parlato di autonomia, più e più volte in questi mesi è stata posta l'attenzione proprio sul concetto di autonomia che per il Veneto non è ancora arrivata, che ha la condizione obbligatoria, come lei ha sottolineato più e più volte, anche in vista delle prossime elezioni, e che dovrebbe essere data in particolare a questa regione proprio per come ha affrontato questi mesi di emergenza. Ah sì, noi la vogliamo fare, me lo lasci dire simpaticamente, seriamente lo dico perché abbiamo oltre 2.600.000 veneti che hanno chiesto e hanno votato un referendum regolare che non era una gazzebata, era un referendum regolare, sia l'autonomia e quindi è un diritto di questi cittadini, dei veneti, avere l'autonomia. Dall'altro lo dico simpaticamente anche perché Antena 3 e Rete Veneta poi di fatto hanno tutti i giorni il contatore che sale. Io vedo questo contatore che sta arrivando a 1000 giorni, mi sto preoccupando, dico bisogna fermarlo sto contatore. E allora se da noi è un piccolo contatore, a Roma bisogna fare un camion rimorchio con un contatore grandissimo, metterglielo lì davanti al Parlamento e far capire che ci stanno prendendo in giro. L'autonomia è una roba seria, sa qual è il vero problema? Che a Roma molti vedono l'autonomia come una sottrazione di potere, invece per noi l'autonomia è un'assunzione di responsabilità, cioè come se fossimo una famiglia, no? E c'è un figlio che ti dice guarda, io vado a lavorare, mi comporto bene, ho studiato, mi sono diplomato, laureato, adesso ti chiedo di darmi l'autonomia di fare delle scelte di vita, no? Allora non è che il genitore pensa perdo il mio potere perché non ordino più delle cose al figlio, ma dice cavoli, mio figlio è diventato adulto e andrà a vivere da solo, si farà una famiglia e quella è l'autonomia. Allora nei processi della vita l'autonomia è una roba normale, nei processi dei palazzi l'autonomia è una perdita di potere. Io dico invece che l'autonomia sarà veramente la vera pagina di storia che si scriverà in questi anni. Dopo come abbiamo gestito, come ha gestito questa emergenza, è praticamente impossibile che arrivi un no a questo punto, dovrebbero esserci delle motivazioni è un processo naturale, c'è ancora molta resistenza, a Roma non hanno ancora capito che questa è la storia, cioè è un appuntamento con la storia questo. A Roma non hanno capito, o meglio ci sono due categorie, ci sono coloro che vedono l'autonomia come una perdita di potere, come le ho detto, e quindi è una categoria che non voglio neanche giudicare perché secondo me è una categoria bieca e che ha dei problemi anche forse molto probabilmente psicologici. E poi c'è un'altra categoria di chi vede l'autonomia come la disgregazione di un paese, no? La mancanza dell'unità. Invece non è vero perché l'autonomia è centripeta, cioè unisce i paesi. Il centralismo è centrifugo, li disgrega perché se tu non dai libertà a chi cioè ai tuoi popoli è inevitabile che se la cerchino da soli. Io penso invece che il percorso sia tracciato. Guardi, tutti i paesi moderni dove i nostri ragazzi vanno ad emigrare
non sono paesi sfigati, ma sono paesi che hanno il federalismo e l'autonomia, la Germania, la Gran Bretagna, pensi agli Stati Uniti, l'Australia, insomma ci sono tutti paesi dove comunque si mastica pane e autonomia, perché poi è responsabilità, perché poi è riduzione delle catene decisionali e trovare un governatore che ti dice sì o no, non devo sentire Roma, devo sentire di qua, devo sentire di là. Penso che sia nei processi della vita è normale, in quelli della politica un po' di meno, ma diventerà normale. A proposito di politica, com'è stato il suo rapporto con il governo in tutti questi mesi e poi anche nel tema di elezioni? Ma un rapporto, diciamo, leale, di leale collaborazione tra istituzioni. Io penso che davanti a una tragedia come questa non si debba litigare. È come se andassimo in gita e fossimo in un pullman e vedessimo l'autista e il suo sostituto a fianco, che sa che si danno il turno, e che litigano durante il viaggio. Tu dici, ma sti qua mi portano a destinazione o fan deragliare e uscire di strada il pullman piuttosto che l'aereo? E allora, quindi noi dobbiamo dare tranquillità. Nel momento in cui c'è una tragedia, la regione ha l'obbligo di dialogare col governo e il governo ha l'obbligo di dialogare con la regione, punto. Dopodiché noi non abbiamo nulla da spartire con questo governo, almeno io non ho nulla da spartire, ho delle visioni che sono diametralmente opposte, ma si va sempre avanti, si va avanti pensando che prima viene il benessere dei cittadini e la loro salute. Ecco, lei con alcune delle sue ordinanze è andato in qualche modo, tra virgolette, un po' contro a determinate decisioni che erano state prese dal governo e in qualche modo il Veneto è diventato capofila anche poi per altre regioni. Sì, siamo stati apripista, questo ce lo riconoscono tutti. Ma vi ricordate quando ho fatto l'ordinanza per il cibo da asporto, no? Sembrava un'eresia, qualcuno voleva mandarmi l'esercito, semplicemente per poter permettere ai nostri operatori di consegnare del cibo a casa. Cioè, era un problema per qualcuno anche dire alla gelateria consegna il gelato a casa. Io penso che noi comunque, penso alle pizzerie che sono riuscite a ridare un minimo di ossigeno alle loro attività con l'asporto della pizza. Queste sono cose fatte di buon senso, col cuore, per aiutare i nostri operatori. Qualcuno avrebbe voluto tenerli lì, sterilizzati, blindati fino al giorno dell'apertura, ma è lunga, dal 21 febbraio al 18 maggio un ristorante, un bar muore. È inevitabile che molte attività siano andate in grande difficoltà, ma noi siamo stati apripista nel chiudere, ma lo siamo stati anche nell'aprire. Io dicevo sempre ai veneti, no? Lei si ricorda, ha fatto tutte le conferenze stampa, cioè cosa vuol dire? Dicevo sempre, guardate, rispettate le regole, restate a casa per uscire di casa, questo era il mio slogan, no? Restate a casa per uscire di casa, sembra un controsenso, ma era così, più restavamo a casa più possibilità avevamo di uscire di casa, perché il virus pian piano se ne sarebbe andato e la storia ci ha dato ragione. Lei ha sempre dato estrema fiducia ai veneti, ha sempre detto io ho fiducia nei veneti, loro sono responsabili, so che capiscono che cosa sto facendo, anche quando c'è stata la famosa ordinanza dei 200 metri. Ma sì, guardi, io ho fatto quell'ordinanza, qualcuno magari può aver tirato il naso, soffiato, però alla fine i veneti hanno ascoltato me e questa è la dimostrazione che siamo un popolo di persone per bene, una storia paurosa, 1100 anni di Repubblica Veneta, dei monumenti unici, Venezia, e ogni paese ha un monumento che vale il viaggio per una visita, le Dolomiti, il lago di Garda, le spiagge, il circuito termale, il delta del Po, le città murate, le colline, i 8 siti, siamo la regione con più siti patrimonio dell'umanità, siamo veneti, cioè, quindi non esiste che qualcuno da fuori viene a dirci cosa dobbiamo fare, noi abbiamo le idee chiare, poi ognuno va a casa con la sua idea politica, siamo veneti di destra, di sinistra, di centro, di su, di giù, ma siamo veneti, a me danno fastidio i veneti che fanno finta di non essere veneti, sono pochi, ma a me danno fastidio i veneti che fanno finta di non essere veneti. Perché uno che non ama la sua terra e si vergogna della sua terra è come se si vergognasse di sua madre. Poco fa lei ha detto tante delle decisioni che sono state prese con il cuore. Lei ha messo sempre il cuore e l'ha messo soprattutto quando parlava di due fasce particolari, i bambini a cui lei ha voluto dare tanta attenzione da subito e poi gli anziani che proprio qualche giorno fa ha voluto aiutare, soprattutto coloro nelle case di riposo, dando la possibilità di vedere i loro cari. Ma noi
Abbiamo un accesso alle informazioni che è privilegiato, c'era lei, c'erano le persone che lei conosce, ce l'ho io, le persone che conosco, si mette nei panni di un cittadino che non necessariamente deve essere anziano o bimbo, di un cittadino che si fa il lockdown, si fa la quarantena, resta chiuso in casa in un piccolo appartamento di 50 metri quadri, magari anche senza terrazza, e questo si passa, non può permettersi di uscire e prendersi una multa perché sballa tutto il bilancio familiare e si passa 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Ci vuole una voce, fra virgolette, familiare che ti dia delle indicazioni. Io ho pensato poi alle 2 categorie estreme che sono quelle degli anziani e dei bimbi, perché sono 2 categorie che erano delicatissime. Gli anziani perché la mia preoccupazione era quella del coronavirus, quindi che non si infettassero. Siamo partiti, oggi tutti parliamo di mascherina, di quarantena, di distanziamento sociale, di gel sulle mani. Voglio ricordare che il 21 febbraio era tabù anche parlare di mascherina. Dall'altro i bimbi. Io ho vissuto da bimbo, avevo forse 5 o 6 anni, la tragedia dell'atrazina nelle acque del mio paese. Ed era già un incubo vedere il camion che portava l'acqua. Io mi ho pensato a quei bimbi, ho detto, i bimbi, qualcuno deve pensare ai bimbi. E sai qual è la più grande soddisfazione? I disegni che mi hanno mandato, le letterine che trasformeremo in una mostra. Ma il fatto che mi abbia chiamato una psichiatra dell'età evolutiva qualche giorno fa, quindi a fine emergenza, e mi ha detto, guardi, io posso certificare che lei è l'unico in Italia che si è occupato dei bambini, che si è occupato di parlare tutti i giorni ai bambini, che ha fatto vedere i disegni. Qualcuno banalmente va a Mazzaia, cioè rende ridicola l'istituzione, fa vedere i disegni. Guardate, io faccio vedere i disegni perché i bimbi vanno coinvolti. Ci ho fatto l'operazione dei pulcini per coinvolgere i bambini. Quei bambini stavano a casa tutto il giorno a vedere in TV camion che trasportavano morti, genitori che parlavano del pericolo e della paura di morire, e di una vita che cambiava perché non era più, era segregazione, era un regime carcerario. E io allora ho voluto dire, ho avuto la fortuna, la storia mi ha dedicato queste uova di questi 2 bimbi, Damiano e un altro bimbo, ci hanno regalato l'incubatrice e abbiamo fatto nascere i pulcini. E i bimbi hanno trascorso 20 giorni di attesa, poi i disegni sui pulcini. Insomma, queste operazioni vanno costruite per pensare a questa fascia debolissima ma che è la più importante della nostra società, i bambini. Ecco, infatti proprio per questo, perché in un particolare momento tante famiglie, magari anche attraverso post sui social, sostenevano come i bambini fossero stati dimenticati dal governo. Ma non da me. Esatto. Io non li ho mai dimenticati i bambini, dal primo giorno sono sempre stati in prima fila. Il fatto è che qui il sabato e la domenica arrivino i bimbi a salutare, a ringraziare, e dà una dimostrazione che comunque i bimbi si sentono coinvolti. Cioè un bimbo veneto non si sente fuori dalla vicenda coronavirus, sa che cos'è la regione, sa che cos'è la protezione civile, lo si capisce dai disegni, sa che cos'è la traduzione per la lingua dei segni, quindi con Chiara che ci ha fatto la traduzione tutti questi giorni, i giornalisti. Pensate anche al ruolo educativo che ha avuto tutta questa vicenda, trasformare un'emergenza che potrebbe essere diventata l'emergenza del silenzio nelle case, no? Pensa a giocare, non preoccuparti, a quello di coinvolgere i bambini. I bambini hanno avuto tutte le informazioni. È bello sapere che i bimbi pretendono di guardare la TV a mezzogiorno e mezzo, questo è una roba eccezionale, che poi noi facciamo dei discorsi che io, se fossi bimbo, penso a discorsi noiosi, fammi vedere Peppa Pig o qualcos'altro. Invece alle 12:30 la conferenza stampa. Presidente, lei è un amministratore e ha amministrato questa emergenza dal primo giorno. Secondo lei, se ha sbagliato, in che cosa ha sbagliato il governo? Guardi, cioè, noi tutti sbagliamo, è inutile che facciamo la lista degli errori del governo piuttosto che miei, tutti abbiamo sbagliato. Il governo forse a volte ha peccato di presunzione, o meglio non ha mai avuto fino in fondo l'idea di pensare che l'autonomia sarebbe servita. Le faccio un esempio, nel 2010 quando ho avuto l'alluvione, 10.040 famiglie e imprese alluvionate, 235 comuni, quindi metà comuni del Veneto, tutti mi hanno sconsigliato di fare il commissario, dico guarda viene fuori un casino, 10.040 famiglie da indennizzare, i soldi, io invece accettai e applicai subito l'autonomia, quell'autonomia che io rivendico e che ho applicato, lo sento ai sindaci di allora, presi le risorse che avevo, le diedi in maniera diciamo abbastanza spanometrica come anticipo ad ogni comune, e ad ogni comune dissi
Non sarà più che l'emergenza la gestisce la regione e paga il singolo cittadino, ma tu devi occuparti dei tuoi cittadini, tutti hanno avuto i soldi. Quindi ho creato 235 piccole banche comunali che hanno liquidato direttamente i propri cittadini. Questo vuol dire essere in sinergia col territorio, applicare l'autonomia reale, ed è esattamente quello che bisogna fare. Forse il governo, se avesse applicato questa filosofia, avesse avuto meno paura delle regioni, forse potevamo correre un po' di più. Comunque è andata bene. E l'Unione Europea? Beh, totalmente assente, latitante, perché il termine giusto è latitante. Un'Unione Europea che non ha fatto un minimo di coordinamento sanitario, politico, un'Unione Europea che ci ha lasciato soli, un'Unione Europea che ci ha fatto discutere per 1 mese e mezzo di corridoi, di aperture, non aperture, di quarantene, non quarantene tra i diversi Stati, un'Unione Europea che non ha senso di esistere a queste condizioni. Glielo dice un europeista convinto. Io non sono contro l'Europa, ma va modificato questo modello di Europa. Ripercorrendo un po' le fasi iniziali, c'è stata poi tutta la partita delle mascherine. Lei si ricorda ovviamente quel famosissimo giorno in cui sono state presentate le mascherine che poi ha donato Grafica Veneta, che le aveva realizzate lavorando insomma giorno e notte, e che poi sono state distribuite in tutta Italia in un momento in cui di mascherine non si riusciva ad averne nemmeno una. Ma sa qual è il problema? Noi abbiamo una sorta di diario che abbiamo scritto, quindi presenteremo anche pubblicamente giorno per giorno con tutte le cose fatte, i provvedimenti, le ordinanze, le email, in modo tale che resti una foto. Però l'unica cosa che non c'è in questa foto è il riuscire a cristallizzare il sentimento del momento. Perché oggi, dirla così, mancavano le mascherine. Quindi noi abbiamo provveduto ad approvvigionarci grazie a Fabio Franceschi, a Grafica Veneta, che ce le ha regalate 13, 14, 15 milioni di pezzi che noi poi abbiamo distribuito con i volontari ai veneti, e poi c'è stato anche qualcuno che ha voluto pignolare, no? Una volta ci insegnavano che a cavallo donato non si guarda in bocca, e c'è qualcuno che, siccome c'è sempre questa volontà di dire che se qualcuno fa qualcosa lo fa per interessi, noi le mascherine non le abbiamo pagate, lo possiamo dire a gran voce. La regione, io sarei stato disposto a pagarle, e premetto questo, la regione non le ha pagate, quindi a noi sono arrivati 13-14 milioni di mascherine che abbiamo girato gratuitamente ai veneti, ma c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. E a proposito di qualcosa da dire, anche tutta la partita sanità, in questo caso la sanità pubblica ha dimostrato... Ha lavorato. Abbiamo dimostrato che tutte quelle fandonie che dicevano i nostri oppositori da mesi, che Zaia ha consegnato la sanità ai privati, ma quali privati? 464 terapie intensive, solo il 5% in mano ai privati, abbiamo gestito tutto col pubblico. Abbiamo chiesto, ovviamente, fatto rete con i privati, ma è tutto pubblico. Zaia sta smantellando la sanità pubblica, ma che è smantellato? Abbiamo dimostrato di aver avuto gestione non solo degli poi diventati 825 posti di terapia intensiva, ma anche le malattie infettive, 1600 posti, 400 posti di subintensive, tutto gestito dal privato. Direi che abbiamo dato dimostrazione che il sistema tiene. Presidente, parlando di un argomento un po' più leggero, durante tutte queste conferenze ci sono stati anche quei momenti più simpatici, siamo un po' diventati una grande famiglia, abbiamo condiviso questo momento emergenziale anche in un momento in cui fuori non c'era nessuno se non appunto noi. Ma intanto avete avuto l'opportunità di uscire di casa. Infatti. Grazie all'ordinanza. Ma al di là di questo, io sono a ringraziarvi, una grande famiglia. Spero che ci si possa ritrovare anche assieme ai veneti, non per queste occasioni, però ovviamente non escludo, ma anzi sarà così, che faremo ovviamente più punti stampa per poi dare aggiornamenti, perché avremo ancora molte informazioni da dare, ma garantire, ovviamente saranno tutte le 12:30, avviseremo prima i cittadini per vostro tramite, ma non riusciamo a farlo tutti i giorni, perché poi vorrei ricordare, sono ormai 130 giorni o quello che è. Io ho anche un ufficio nel quale non sono più andato da 130 giorni, mi sono occupato del coronavirus, la Regione ha continuato a lavorare, i miei assessori sono stati eccezionali perché hanno mandato avanti strade, ambiente, eccetera, però il Presidente deve andare anche in ufficio, non può stare tutto il giorno in protezione civile. Prima di salutarci, ce la dice un'ultima cosa, qual è il suo segreto? Perché lei è amatissimo ovunque, Presidente, è riuscito a veramente a catturare chiunque già prima, ma soprattutto in questi mesi. Qual è il segreto di Ma guardi,
io spero che si percepisca che le cose che le faccio col cuore e dico sempre quello che penso. I cittadini sanno che davanti c'è una trasparenza. Se cominci a avere un politico, comincia a parlare di robe strane in maniera difficile, eccetera, finisci che dice sto qua è un pirla, no, cioè non funziona. E tutto qua, insomma, del resto io sono quello che ha lasciato un ministero per venire in Veneto a governare il Veneto. E me lo dico da solo, da quando ci siamo noi, da quando ci sono io, oggettivamente il Veneto è molto più rispettato di prima. Ecco dunque questi 4 mesi di lotta contro il coronavirus riassunti in questa lunga intervista in esclusiva rilasciata dal governatore Zaia alla collega Ilaria Marchiori, in cui ha ripercorso quelle che sono state le tappe dai primi casi e fino a poi tutta l'evoluzione, il cambiamento della sanità, le sfide che il Veneto ha saputo affrontare e vincere. I dati che abbiamo lo confermano. A proposito di dati, ormai abbiamo imparato a conoscere gli aggiornamenti, i bollettini che dal primo giorno, da 4 mesi ormai, condividiamo insieme a voi e che sappiamo anche molti telespettatori ce lo hanno detto, stanno proprio trascrivendo giorno dopo giorno per tenere anche loro una sorta di diario di questa emergenza da Covid-19. E allora vediamo, appunto, vi avevo dato in apertura alcuni dati, ora li diamo supportati anche dalla grafica del bollettino di Azienda Zero. Come detto, abbiamo un caso in più rispetto a ieri, al bollettino delle 17. Un caso in più che si registra nel Bellunese. Sono complessivamente 19.264 i tamponi positivi in Veneto. Di questi 482 gli attualmente positivi, 16.775 i negativizzati. Resta stabile a 2007, questa è la notizia positiva di oggi, il numero dei decessi. Non si registrano persone decedute nelle ultime ore in Veneto. 741 invece i soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda poi invece i ricoveri, abbiamo detto che resta stabile a 11 il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive del Veneto, con un solo caso Covid positivo, 186 il numero dei ricoverati negli ospedali veneti, l'incremento di un paziente, di questi però dei 186 solo 18 sono Covid positivi. Dunque dati che in qualche modo che continuano ad essere incoraggianti per quanto riguarda la nostra regione. Certo è che bisogna mantenere la guardia alta, perché come sapete, l'abbiamo detto anche prima, ci sono molti piccoli focolai e lo si era messo in conto all'inizio, alla fine del lockdown, con le varie riaperture che si sarebbero registrati. L'importante è andarli a localizzare, ad individuare e a circoscriverli. 4 mesi di conferenze stampa del governatore Zaia, che al suo fianco ha sempre avuto 2 assessori che sono diventati riferimento in questa lotta: l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, che abbiamo in collegamento via Skype. Buongiorno assessore. Buongiorno. Grazie per essere con noi anche in questa giornata di libertà, diciamo, ma grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, assessore, chiedo anche a lei come sono stati questi 4 mesi di emergenza, che cosa le è rimasto, anche se, lo sottolineiamo, l'emergenza non è finita, il coronavirus continua purtroppo ad esserci, ma un bilancio di questi mesi di lotta al Covid. Ma intanto mi lascio sottolineare che, come diceva lei, l'emergenza non è finita, quindi l'attenzione deve essere alta, in modo che effettivamente manteniamo alta l'attenzione, tutto quello che è il sistema di protezione cautelativo. Quindi è importante dare i messaggi giusti e continuare a dare i messaggi, insomma, alla cittadinanza. Vi ringrazio anche voi tutti della stampa per il lavoro che avete fatto e che state facendo assieme a noi, perché la comunicazione credo che sia stata importantissima in questa fase delicata. Cosa mi rimane di questi 125, 26, 27, adesso non ricordo bene, insomma comunque più o meno questa è la cifra.
Ma sicuramente è stato un periodo molto intenso, un periodo in cui l'apprensione per quello che stava succedendo rispetto anche ai dati iniziali, insomma, che ci preoccupavano veramente molto. Ricordiamo quando avevamo dei dati che ci dicevano che a un certo punto le nostre terapie intensive non avrebbero retto e quindi nonostante i nostri sforzi saremmo andati in un sistema di collasso di quella che era appunto la ricezione ospedaliera, soprattutto intensiva e molto intensiva come le terapie intensive. Quello è stato un momento sicuramente di grande difficoltà, ma un momento in cui abbiamo però reiterato in quel momento tutto il piano. Abbiamo cercato di mettere insieme territorio, ospedale, medici di medicina generale, la parte della prevenzione e quant'altro. Alla fine, insomma, i risultati si sono visti. Io credo che da questa esperienza sicuramente noi tutti possiamo trarre delle lezioni di vita, se vogliamo, anche rispetto alle nostre modalità di relazione, rispetto ai rapporti umani, l'importanza, io credo che questa sarà una cosa che mi rimarrà molto, insomma, l'importanza dei rapporti umani, delle relazioni l'abbiamo capito probabilmente quando siamo stati tutti in lockdown, quando non potevamo comunicare, vedere i nostri cari, però poi anche la grande paura, l'apprensione, io penso alle situazioni legate agli anziani che non vedevano i propri cari, quindi hanno dovuto rimanere chiusi. Molto bello è stato invece l'attenzione, ma diciamo così l'affetto che i bambini ci hanno dimostrato, ma oltre all'affetto credo anche la testimonianza di come hanno saputo in maniera molto responsabile essere attenti, vigili e rispettare le regole, e credo che questo sia stato un insegnamento per tutti noi. Ecco, l'ultima partita che avete affrontato come regioni è stata proprio quella legata ai bambini con la scuola. Ieri si è arrivati all'ok per le linee guida per l'anno scolastico, al via il 14 di settembre. Linee guida però che le chiedo, Assessore, di andare ad analizzare insieme. Innanzitutto avete vinto quella che era la vostra richiesta di maggiori risorse, anche se prima avevo qui il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, che diceva non so quanto siano sufficienti, però insomma 1 miliardo di euro stanziati per la scuola sono già qualcosa di positivo che voi avevate proprio chiesto venisse messo nel decreto. Sì, è stata una partita molto difficile. Ricordiamoci che tutta la partita della scuola ha avuto alti e bassi, nel senso che inizialmente era il Ministero della Pubblica Istruzione con il CTS che ha tentato a più riprese di scrivere le linee guida, quindi le linee di indirizzo per la riapertura a settembre, però non andavano avanti, non riuscivano a formulare nulla. A un certo punto quindi siamo intervenuti noi come Conferenza delle Regioni con il gruppo tecnico, che ricordo era un gruppo formato da 5 regioni, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Campania, e il Veneto era coordinatore, capofila, ognuno di queste regioni con le proprie dipartimenti di prevenzione, ed è stato il gruppo che ha scritto tutte le linee guida, quindi alle attività commerciali, allo sport, a quelle alle funzioni religiose, piuttosto insomma che alle attività ricettive, insomma un po' tutte. A un certo punto quindi la Conferenza delle Regioni ci ha investito anche di redigere le linee guida della scuola, visto che eravamo in un impasse e non si arrivava a nulla. C'è stata un'interlocuzione nell'ultima settimana col Ministero, col capo gabinetto del Ministero, però diciamo eravamo molto lontani rispetto alle linee guida che le regioni avevano già confezionato, già votato in unanimità e mandato al Ministero, e l'idea del Ministero. Quindi c'è stato un tira e molla per 3-4 giorni, tant'è che ci sono state conferenze, commissioni istruzioni che sono durate nell'arco delle 24 ore anche 10 ore, per capirci insomma l'intensità del confronto che c'è stato. E ieri invece la Conferenza delle Regioni quindi ha dato il via libera alle linee guida, chiedendo però tutta una serie di interventi e soprattutto tutta una serie di prescrizioni, quindi dando un parere condizionato. Il parere condizionato è stato quello delle risorse essenziali, quindi la necessità che ci siano risorse aggiuntive, si parla appunto del 1 miliardo in più poi da distribuire tra le varie regioni, la necessità che ci sia un aumento dell'organico. Oggi l'organico sappiamo è sottostimato, e domani, quindi a settembre, con la riapertura, con tutte le varie azioni che ogni scuola dovrà fare, pensiamo alla sanificazione, alla continua igienizzazione, il personale ATA, pensiamo al personale ATA, sarà molto chiamato ad intervenire, e quindi la richiesta dell'aumento dell'organico,
la richiesta di fare un tavolo separato per quanto riguarda il problema dei trasporti, perché poi l'altra tematica sarà quindi i trasporti, come arrivare a scuola in sicurezza e con tutte le modalità e le linee che verranno appunto varate. La mascherina non in classe, perché questo è stato un scoglio molto importante, perché all'inizio il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, inseriva che già l'utilizzo della mascherina anche in classe. Le regioni invece cosa dicevano? No, la mascherina la utilizziamo nei momenti di spostamento, la utilizziamo nei corridoi, la utilizziamo quando siamo fuori durante la pausa e la ricreazione, ma in classe non ha senso rimanere con la mascherina per 5 ore, ma anche perché poi c'è un'interazione, cioè paragonare il cinema al chiuso, in cui uno rimane 1 ora e mezza, 2 ore e comunque non interagisce con il professore, con gli altri compagni, e la classe sono 2 cose completamente diverse. Alla fine abbiamo quindi trovato una soluzione che è quella che oggi non sono previste le mascherine in classe, ma a 2 settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico il CTS, in base all'andamento epidemiologico, valuterà insomma com'è la situazione. Questa ci sembra oggi una delle soluzioni migliori. Si è ragionato molto anche sul distanziamento, perché poi qui il problema del distanziamento diventa fondamentale per far sì che poi ogni scuola riesca a riaprire a settembre. E la conclusione che si è trovata è quella del metro dall'alunno, testa a testa, e i 2 metri rispetto appunto alla cattedra e gli alunni della prima fila. In questo modo, almeno così ci dicono, insomma, quasi tutte le scuole insomma, dovrebbero avere gli spazi necessari per riaprire. Quindi tutto sommato con queste dimensioni le scuole in generale insomma, dovrebbero riuscire a riaprire e quindi a mantenere queste distanze. Un discorso a parte, questo l'ha fatto il Veneto invece, per quanto riguarda il segmento 06 e soprattutto il segmento 3-6, le scuole materne, perché il nostro è un sistema, lo sappiamo, scuole materne paritarie, non scuole materne statali, quindi con anche gestioni diverse, e dove sappiamo ci sono i gruppi da 25, delle strutture che sono le strutture delle parrocchie, quindi con spazi molto limitati. E allora in questo caso abbiamo chiesto un'attenzione maggiore, ma anche una maggiore flessibilità per quanto riguarda il comparto 3-6. In che modo? Cosa succederà quindi per i più piccoli, Assessore, che sappiamo aver avuto poi anche un capitolo a sé per quanto riguarda ad esempio la ripartenza dei centri estivi e tutte quelle strutture per l'estate? Che cosa succederà per questa fascia? Ma per questa fascia, allora, oggi ci sono le indicazioni per quanto riguarda i centri estivi 0-3 e 3-6, e comunque 0-17 anni, con dei parametri anche dei rapporti, ossia rapporto tra insegnante, educatore e bambino, ricordiamolo, l'1-5 per quanto riguarda i bambini fino ai 5 anni, 1-7 per quanto riguarda i bambini dai 5 ai 10 anni e 1-10 per quanto riguarda i bambini dai 10 ai 17 anni. È già stato fatto un passo in avanti, in quanto questi parametri e questi rapporti sono raccomandati, ossia si può anche derogare. Infatti io credo che già alcune strutture, alcuni comuni, alcuni centri estivi insomma stiano derogando rispetto a questi rapporti, perché chiaramente diventa difficile poi nel contenimento dei costi. Non si sta parlando di rapporti per quanto riguarda invece la fascia 3-6, che è la fascia che comunque entra nell'offerta formativa. Quello che noi abbiamo chiesto però è appunto che non ci siano rapporti e che anche le misure di distanziamento all'interno delle classi siano più flessibili rispetto a una primaria, una secondaria o una scuola superiore, dove ci sono dimensioni e modalità diverse anche. Quindi diciamo che per queste fasce 03 e 36 bisognerà avere delle altre linee guida. Cosa succederà? Ma su questo qui noi abbiamo chiesto appunto che ci sia questa maggiore flessibilità e quindi che sia attenzionata. Ci sarà un'interlocuzione, ma vediamo un attimo cosa succede, monitoreremo insomma la situazione. Eventualmente noi siamo disposti, come abbiamo fatto insomma per altre situazioni, di redigere delle linee guida anche noi come Conferenza delle Regioni proprio per la fascia 06 eventualmente. Ecco, nel decreto si legge valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall'autonomia scolastica. Significa che c'è la possibilità in autonomia di decidere come formulare le classi per il nuovo anno scolastico e quindi di decidere eventualmente di dividere in gruppi, di trovare altri spazi e di individuare quindi la singola scuola, la singola realtà, lo spazio dove spostare i ragazzi laddove quelli scolastici usuali non siano sufficienti?
Sì, l'autonomia è stata, diciamo così, insomma, evidenziata e rimarcata, perché è chiaro che poi ogni scuola ha una storia a parte, ha un vissuto a parte, quindi deve anche poter agire in base, insomma, a quelle che sono le condizioni logistiche, strutturali, diciamo così, anche la numerosità degli alunni che c'è all'interno di ogni scuola, e quindi abbiamo voluto fortemente sottolineare l'autonomia decisionale anche rispetto orari e quant'altro. Questo proprio perché abbiamo ribadito anche che diciamo così, insomma, l'educazione a distanza è qualcosa di aggiuntivo, è qualcosa che può essere, ma non deve assolutamente sostituire la formazione tradizionale, la didattica tradizionale, ma può essere qualcosa di aggiuntivo, qualcosa che va a completare, ma non in sostituzione. E questo può avvenire solo se poi le singole scuole riescono anche in autonomia a organizzarsi. A questo, se non sbaglio, serve il cosiddetto cruscotto, nel senso ogni regione, ogni territorio presenterà quella che è la sua situazione territoriale, quindi un piano, diciamo, delle scuole, degli spazi, di quanti ragazzi ci stanno, e che verrà poi aggiornato. È così, Assessore? Sì, ci sarà tutto un lavoro che verrà fatto dall'assessorato all'istruzione. Insomma, ricordiamo che noi siamo ancora in fase di definire l'anno scolastico, perché voi sapete, insomma, c'è stata anche tutta la partita dell'inizio dell'anno scolastico, il famoso 14 di settembre. Ieri su questo non si è trovato l'intesa perché la regione Campania non ha dato l'intesa, e quando una regione non dà l'intesa non può essere siglato appunto l'accordo Stato-Regioni. Quindi il ministro Boccia ieri su questo, insomma, si è dato un'altra settimana per cercare di trovare l'accordo con tutte le regioni. La Campania, insomma, diciamo la verità, non ha dato l'intesa l'accordo perché ha posto il problema elettorale. La Campania è una regione come il Veneto che a settembre andrà a elezioni, e quindi il discorso di aprire, sanificare, chiudere diventa un po' problematico, e quindi sul calendario scolastico, e quindi sulla data di avvio, che comunque di fatto è il 14, perché anche ieri, insomma, il ministro Boccia e anche il ministro Zolina, che erano presenti alla conferenza delle regioni, hanno ribadito che comunque la data per loro rimane questa, solo che hanno demandato di una settimana la sigla dell'intesa con la conferenza delle regioni. Potrebbero esserci sorprese, no? Ma io non credo di no, insomma, loro hanno ribadito che per loro la data di inizio anno scolastico è il 14 di settembre. Poi c'è tutto il discorso del personale docente, personale ATA. Anche da questo punto di vista sono arrivate rassicurazioni dalle parole del Premier Conte e della stessa Ministra Azzolina sull'assunzione di 50.000 tra personale appunto docente ed ATA, che deve andare a far fronte proprio a questa eventuale suddivisione delle classi in più gruppi. Sì, ripeto, due punti che condizionavano il parere delle regioni all'intesa sulle linee guida erano le risorse aggiuntive, quindi il miliardo in più di euro che è stato promesso, ma anche dal Premier Conte, insomma, e che quindi credo sarà inserito in uno dei prossimi provvedimenti, e poi l'aumento del personale ATA, e non solo ATA ma anche docente. Voi tenete conto che in Veneto, io ho visto gli ultimi dati che l'assessore Donazzan ha dato, a settembre mancherebbero 900 docenti e 1200 persone afferenti al personale ATA. Chiaro che con la riapertura, con un monitoraggio continuo rispetto agli accessi, bisognerebbe comunque cercare di dividere l'entrata e l'uscita in maniera ordinata, fare confluire i ragazzi, far sì che non ci siano le aggregazioni durante i momenti di pausa o comunque nei corridoi, poi continuamente sanificare, aprire, fare il circolo dell'aria rispetto ai momenti appunto di stop tra una lezione e altra, e comunque tenere un'igienizzazione molto importante all'interno di questi istituti. È chiaro che il personale ATA diventa fondamentale. Entrate scaglionate, anche qui dipenderà, cioè sarà facoltà del singolo dirigente scolastico, sarà la regione a decidere come funzionerà questa opportunità delle entrate scaglionate proprio per evitare assembramenti. No, ma qui entra l'autonomia dei singoli istituti, la regione programma alcune questioni, ma non entra poi nel merito della singola situazione, e quindi io credo che sarà un'estate, tra virgolette, di lavoro intenso per quanto riguarda i dirigenti scolastici, proprio per capire come organizzarsi al meglio alla ripresa. E la questione misurazione della temperatura, cosa succede?
No, la misurazione della temperatura non è obbligatoria. Nelle linee guida delle regioni avevamo messo a campione, questo poteva essere anche un modo per avere un target di misurazione della temperatura e anche quindi diventava importante, però è molto sfumata. Diciamo che la misurazione della temperatura in tutte le linee guida che sono state varate non è da nessuna parte obbligatoria. Noi l'avevamo messa obbligatoria nelle linee guida dei centri estivi, quindi anche per i bambini piccolini, il 0-3, mentre nelle linee guida nazionali, quindi quelle che poi sono uscite dal Ministero della Famiglia, è stata messa in maniera molto più sfumata, ossia raccomandata. Quindi sulla misurazione della temperatura, probabilmente anche perché implicherebbe degli sforzi importanti rispetto appunto all'entrata con numeri importanti, quindi se no bisognerebbe fare, io credo, entrate scaglionate e quant'altro, però non è più un elemento che diventa obbligatorio e quindi che condiziona. Leggevo ieri anche screening e tamponi a campione su professori, ragazzi, personale ATA. Si andrà anche su questo fronte avanti così? Ma allora voi sapete, il Veneto ha, credo, adottato un sistema capillare ed è il sistema che ci ha anche permesso obiettivamente di avere il miglior risultato a livello di sanità regionale e quindi tutto il paese. E vorremmo sicuramente continuare su questo fronte. Noi stiamo continuamente potenziando le nostre 14 microbiologie. Voi sapete che anche sul fronte dei tamponi c'è continuamente un aggiornamento, ma anche una modernizzazione di quelle che sono le azioni messe in campo, anche velocizzando tutti i processi di processazione dei tamponi, perché poi quella diventava una delle questioni che ostacolava o creava dei problemi, e quindi io credo che potremmo anche in maniera sperimentale, l'abbiamo anche previsto anche per altre situazioni, anche pensare a dei modelli sperimentali a campione, però tutto credo che dipenderà da come sarà settembre-ottobre, cioè cosa succederà a settembre-ottobre. Se avete appena fatto vedere i numeri voi, noi abbiamo i numeri stabili in diminuzione ormai da più di un mese. Ricordiamo che il 4 di maggio c'è stata la prima grande riapertura, quindi siamo a un mese e mezzo abbondante, i numeri tutto sommato sono numeri in diminuzione o comunque molto stabili. Abbiamo avuto dei focolai, ma focolai circoscritti, ricordiamolo, abbiamo avuto quello della caserma Serena a Treviso, abbiamo avuto quello della Badante a Padova, oggi ne abbiamo uno a Belluno che è un addetto del centro commerciale Eurobrico e infatti è stato chiuso il centro commerciale di Feltre Eurobrico proprio per fare un'indagine epidemiologica, perché c'erano 2 addetti appunto che erano risultati positivi. Abbiamo qualche caso in alcune case di riposo, quindi la situazione oggi è molto circoscritta e questo sistema ci permette anche in qualsiasi momento ho fatto l'esempio di Feltre, quindi non a caso, di chiudere e quindi riuscire a fare l'indagine epidemiologica e quindi effettivamente isolare e quindi far sì che il virus non si propaghi. Per settembre valuteremo sicuramente con l'avvio dell'anno scolastico, con la ripresa comunque ordinaria di tutte le attività, anche delle misure a campione sperimentali di questo tipo probabilmente. Diciamo che l'andamento epidemiologico sarà fondamentale per poi davvero ultimare, ridefinire quelle che saranno le linee guida. Lei ne parlava prima anche proprio dell'uso della mascherina. Sappiamo che 15 giorni prima, 2 settimane prima, se non sbaglio, il CTS si dovrà pronunciare anche in questo. Quindi tutto dipenderà da quello, come sempre. D'altronde le vostre scelte sono sempre state supportate da quello che diceva la comunità scientifica. Ma sicuramente ricordiamolo che noi abbiamo anche sulle nostre linee guida quelle che sono state varate dalla regione, piuttosto che i piani di sanità pubblica sono passati anche tutti tramite il CTS regionale, cioè il Comitato Tecnico Scientifico Regionale. In questo caso invece, essendo una partita nazionale, c'è il CTS nazionale che 2 settimane prima farà una valutazione complessiva. Poi ricordiamoci che c'è anche l'indice RQT ed è l'indice che ci chiedono e che viene monitorato ogni settimana da parte del Ministero della Salute, che effettivamente dà anche delle indicazioni rispetto a situazioni che possono essere situazioni di tranquillità, di serenità o situazioni che meritano un'attenzione particolare.
Ha parlato lei proprio all'inizio di queste due categorie, i ragazzi e appunto adesso c'è questa partita insomma che si sta portando avanti della scuola, e poi gli anziani, perché insomma il Presidente Zaia ha parlato più spesse volte nella conferenza stampa che questa verrà ricordata come la tragedia degli anziani. Voi avete, anche in questo caso siete stati pionieri con le linee guida per permettere di riportare i familiari all'interno delle case di riposo delle RSA. Anche questa è stata una partita sofferta, Assessore, che ha richiesto molto tempo perché si vanno a toccare delle fasce molto molto fragili. È stata una partita molto sofferta, io l'ho detto anche in altre occasioni, cioè i momenti critici per quanto mi riguarda sono stati quando i numeri ci davano appunto un'esplosione di posti letto in terapia intensiva, quindi la paura di non riuscire a curare tutti o comunque avere un posto letto per tutti. Fortunatamente non si è verificata per le azioni che sono state messe in campo. E l'altro momento molto critico personalmente è stato quando il virus è entrato nelle case di riposo. Momento critico perché abbiamo capito fin da subito che quando il virus entrava in queste strutture, essendo strutture delicate, fragili, essendoci all'interno persone croniche, persone con più patologie, quelle che potevano essere patologie respiratorie, cardiache o di altro tipo, insomma il virus entrava e si attaccava con molta facilità, e infatti purtroppo i numeri insomma sono numeri che vanno in questa direzione. Diciamo che fin da subito insomma c'è stato un lavoro di squadra, un lavoro con le gestioni, perché ricordiamole che il 25% solo di strutture ha avuto grossi problemi, il 75% di strutture sono state cosiddette strutture Covid free, pulite, insomma non hanno avuto problemi. Quindi c'è stato un rapporto, un'interlocuzione fitta fin da subito, sono stati varati i primi piani di sanità pubblica, sono entrate le USCA piuttosto che i team assistenziali delle singole aziende sanitarie. Si sono un po' perfezionati i modelli di presa in carico o quant'altro, e in quei momenti chiaramente era chiuso l'accesso sia ai nuovi ospiti sia ai familiari. Oggi insomma a riapertura quasi totale di tutto, e soprattutto con numeri, oggi i numeri sono minimi, insomma io credo che, non ho l'ultimo dato, ma credo che avremo 0 operatori positivi o comunque proprio un paio di operatori positivi in tutto il Veneto, e parliamo di un sistema che fa 33.000 ospiti e 30.000 operatori, quindi oltre i 60.000 persone coinvolte e pochissimi ospiti positivi. Abbiamo ritenuto opportuno anche riaprire queste strutture, riaprirle sia per i nuovi ospiti, i nuovi accessi, ossia chi ha bisogno da casa di inserire in queste strutture un proprio caro, un proprio familiare, sia per le visite dei familiari. È stato un processo molto difficile, perché questa è una partita che rimane ancora difficile, attenzionata e delicata. Però con le ultime linee guida insomma abbiamo cercato di contemplare un po' tutte le esigenze, e quindi abbiamo previsto appunto che su prenotazione, accessi limitati, in questo caso compilazione di una checklist, quindi uno deve dire se ha avuto sintomi, se ha avuto contatti, insomma quindi un patto di responsabilità tra i familiari e i gestori, e poi queste visite insomma con le mascherine chirurgiche. È chiaro che ancora insomma non è ottimale rispetto a persone fragili e anziane che vorrebbero avere tutto il giorno o comunque per più tempo il giorno i propri familiari accanto, o anche avere un contatto fisico, che invece è sconsigliato assolutamente in questo momento. Però insomma diciamo che pian pianino insomma stiamo facendo dei passi in avanti, e quindi io mi auguro insomma che anche questo dia una risposta importante a queste persone che si sono sentite in alcune case un po' abbandonate e isolate, e ai familiari che avevano e vivevano dei momenti di angoscia molto forti. Assessore Legiro, la richiesta di alcuni telespettatori che proprio alla luce di queste nuove linee guida avrebbero necessità di assistere in modo anche, mi permetta di dire, fisico i propri familiari nelle RSA, familiari che magari vengono dimessi dall'ospedale dopo essere stati malati e che proprio su disposizione dell'ospedale richiedono un'assistenza continua dei familiari, che però in base a quelle che sono le disposizioni le RSA, le case di riposo, non consentono di fare, quindi chiedono al familiare di stare seduto e di interloquire a distanza con il familiare, laddove invece ci sarebbe necessità magari di dargli da bere più frequentemente, di sollevarlo, di cambiarlo, insomma. In questo caso è prevista una deroga, comunque un qualcosa di diverso per consentire a queste famiglie che sono in certi casi davvero disperate di poter aiutare i propri familiari in casa di riposo?
Ma io credo che questo dovrebbe rientrare nell'alveo della competenza della singola struttura. Noi abbiamo anche specificato nelle linee guida che qualora ci fossero delle situazioni particolari si può anche derogare, tipo la visita all'interno della camera di degenza o in altre situazioni, pensiamo alle persone in fine vita, insomma, o comunque le persone non so, ospitate all'interno degli hospice o in altre strutture di questo tipo. Quindi io credo che anche per casi come questo la gestione della singola struttura potrebbe derogare, potrebbe anche andare incontro a esigenze di questo tipo, chiaramente prevedendo tutte quelle misure che sono sicuramente la mascherina, l'igienizzazione continua delle mani piuttosto che l'utilizzo dei guanti, insomma cercando di mettere in atto le misure massime possibili. Poi è chiaro che deve prevalere il buon senso da parte di tutti, quindi da parte della persona che deve assistere e da parte della gestione. Io mi auguro che se ci sono situazioni di questo tipo vengano superate. Assessore, in chiusura, qual è la sua più grande soddisfazione e qual è invece la sua paura guardando alle prossime settimane, ai prossimi mesi? Ma la soddisfazione, io credo che la soddisfazione è quella che oggi i risultati sono risultati importanti, risultati che ci hanno permesso di dare una risposta puntuale. Soddisfazione forse quella che c'è stato un sistema che ha funzionato a 360 gradi, un sistema formato da programmazione e pianificazione regionale, dai sanitari, comparto, dirigenza che erano e che sono tuttora in prima linea, che quindi comprende tutti, comprende gli ospedalieri piuttosto che quelli dei dipartimenti di prevenzione, piuttosto che i medici di medicina generale, i farmacisti, insomma tutti quelli che hanno avuto in qualche modo una partecipazione diretta e indiretta in questi mesi, e poi anche da parte dei cittadini, perché dobbiamo ricordare che se oggi abbiamo questi risultati è anche perché i cittadini in maniera molto responsabile hanno rispettato il distanziamento sociale, hanno rispettato le regole che ci siamo dati, quindi credo che questo alla fine oltre a essere un risultato importante a livello di Veneto come sanità pubblica, perché qua parliamo di sanità, di un sistema di sanità pubblica, abbia messo in evidenza come le varie componenti hanno saputo lavorare molto bene e in sintonia, quindi questo credo che sia il merito di tutti, non una voce singola ma il merito di una squadra a più voci, e il risultato lo vediamo. Per settembre-ottobre è difficile dirlo, noi oggi purtroppo viviamo ancora in un momento in cui sentiamo tutto e il contrario di tutto, e questo non fa bene, credo che non faccia bene né a chi deve programmare, pianificare, né tantomeno alle persone che ascoltano e vorrebbero capire cosa succederà. Noi in qualsiasi caso siamo pronti, abbiamo varato appunto il piano che prevede un potenziamento importante della rete ospedaliera, quindi posti di terapia intensiva e semi-intensiva, il potenziamento e la differenziazione di percorsi all'interno di tutti i pronto soccorsi del Veneto, in modo che ci siano percorsi separati rispetto a chi dovesse arrivare con sintomi che potrebbero essere simili a quelli del coronavirus. Abbiamo poi fatto tutta un'operazione, stiamo facendo un'operazione per il potenziamento del territorio, quindi medici di medicina generale, dipartimenti di prevenzione, distretti, USCA, infermiere di famiglia, tutte le componenti del territorio, e anche un occhio di riguardo a quelle che sono le strutture per anziani, cercando anche in queste strutture essenziali, importanti, che abbiamo visto hanno numeri importantissimi in Veneto e rappresentano anche una storia all'interno della nostra regione, anche in questo caso di essere pronti qualora ci fossero circostanze o comunque dati che fanno sì che scattino gli allerta e gli allarmi che ci pongono tutta una serie di misure. Grazie davvero all'assessore Emanuela Lanzarin, grazie per essere stata qui con noi e naturalmente buon lavoro per le prossime settimane. Grazie assessore, a risentirci. Grazie a voi e ancora grazie, perché io credo che sia importantissimo il lavoro che voi avete fatto in questi mesi accanto a noi, quindi un lavoro puntuale di trasparenza, la trasparenza nel dare le indicazioni, i dati e della comunicazione. Noi l'abbiamo detto, eravamo noi in trincea per 126-27 giorni, ma voi siete stati in trincea con noi. Grazie assessore, è nostro dovere, grazie mille, buon lavoro a lei, a risentirci, buon fine settimana. Noi continuiamo appunto ad aggiornarvi per darvi le giuste informazioni e darvi la giusta il polso della situazione nel modo più dettagliato e corretto possibile. Continueremo naturalmente a
farlo. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi. Rieccoci in diretta, avete sentito prima il punto insieme all'assessore Emanuela Lanzarin che ha spiegato come il caso positivo evidenziato in Veneto nel bollettino che vi abbiamo dato poco fa riferimento ad un lavoratore del centro commerciale Eurobrico di Feltre, centro commerciale che è stato subito chiuso. Questo sta ad indicare come si sia pronti ad intervenire laddove vi siano dei casi per circoscrivere ed evitare che si possano diffondere, e quindi vanno in quest'ottica proprio i prossimi mesi, quello di affrontare, come sta accadendo in altre parti d'Italia, eventuali piccoli focolai. Dunque situazioni che restano sotto controllo e monitorate dagli organi sanitari. Naturalmente queste sono le ore dedicate al decreto per le linee guida per l'avvio dell'anno scolastico, e molto ruota intorno agli organici, perché laddove vi sia necessità di creare in ottica di autonomia scolastica più gruppi, quindi classi che verranno eventualmente, se non ci sono gli spazi, se non viene garantita quella che è la distanza di 1 metro da bocca a bocca, da testa a testa tra i ragazzi, tra gli studenti, sarà necessario appunto dividere le classi, ma questo comporterà naturalmente la necessità di avere maggiore personale scolastico, ma anche personale ATA. E allora vediamo qual è la situazione, se effettivamente ci sono questi insegnanti e questo personale ATA. Lo facciamo insieme al nostro prossimo ospite, che è Marco Moretti, segretario della FLC CGIL Treviso. Buongiorno e grazie per essere con noi, buon sabato. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, io dicevo, ci sono questi insegnanti, nel senso che facciamo un po' il punto della situazione, anzi intanto vi convincono queste linee guida? Beh, diciamo che il problema della scuola lo si sapeva già direttamente ai primi di marzo. La difficoltà era capire se essere presa, ma si è visto subito che è molto difficile. Allora mi domando, le linee guida adesso, questo piano c'è, però la parte applicativa, tutto il resto, forse siamo un po' tardi. Bisognava forse pensare per tempo che c'erano da organizzare determinate fasi di lavoro e organizzative importanti per settembre. Ci ritroviamo adesso a fine giugno, dove praticamente tutto il grande lavoro dovrà essere fatto cosa? In 2 mesi? Questo effettivamente mi sembra un po' tardi, quando ovviamente le osservazioni sono state convincono nella misura in cui ci sono dei grandi proposte, dei grandi tavoli, dei grandi incontri che vengono ovviamente indicati, però provarsi, ma poi bisogna realizzarli. Quanto tempo occupa per fare questo? Sicuramente si è intervenuti tardivamente. Di quello che diceva lei prima, e poi facciamo riferimento degli organici. Sì, assolutamente. No, adesso le lascio subito la parola per quanto riguarda gli organici, ma abbiamo il rischio che si parta zoppicando, e quindi con quello già visto, quindi che classi che iniziano, che non iniziano, c'è questo rischio, mi sembra di capire. Il discorso è questo: gli alunni dovrebbero riprendere, adesso vediamo la data esatta regione per regione, quello che sarà. Come sarà strutturato le classi e come saranno i gruppi classi, l'organizzazione proprio delle aule, quindi c'è un problema. Prima di tutto trasporto, c'è un problema di spazi e arredi dei locali, il reperimento di questi spazi, il ripristino di spazi che prima non erano occupati o erano, diciamo, non scolastici. Questo intanto è il primissimo problema, perché ecco, il primo giorno di lezione i ragazzi dovranno pure essere inseriti in un contesto di edilizia, e questo è il primissimo grosso problema. Secondo, perché adesso si può dire troviamo i tavoli, stabiliamo esattamente come fare, sì, però alla fine, come dicevo prima, stabiliamo il da farsi, ma
la realizzazione pratica di suddividere aule, trovare gli arredi, fare in modo che tutti gli alunni siano distinti ovviamente in spazi ben precisi. Questo è un problema che, per quanto bravi e attivi tutti siamo, il meccanismo dell'Italia che si mette in moto e che raggiunge tutti i suoi problemi e riesce a farlo in poco tempo c'è. Bisognava pensarci. Adesso siamo nell'emergenza e bisogna organizzarsi. Ci sono questi 2 mesi prima di poter realizzare tutto. Ecco. Il problema è qui, ritorno al discorso che faceva lei. Se è vero che gli alunni rientrano con queste forme a scuola, dobbiamo anche pensare che non è onestamente una cosa che vada bene il fatto di andiamo in classe, non abbiamo tutto il personale docente che deve garantire queste classi, gruppi ridotti, con classi che vengono ovviamente casomai smembrate o gruppi classe allargati, perché ovviamente se l'organico che è stato stanziato quest'anno per la provincia di Treviso, come immagino tutte le altre, è lo stesso degli anni precedenti, il problema si pone, abbiamo la coperta corta. Stesso discorso si parla per il personale ATA, perché? Perché se effettivamente nelle linee, nel piano è previsto che lo studente deve andare in classe, ogni lezione, ogni pausa, che siano le palestre, che siano i laboratori, devono essere ripuliti, in questo caso occorre che ci sia anche lì personale che fa sia l'accoglienza diversificata, accesso, spazi ben definiti, uscite al termine delle lezioni, personale non docente, in questo caso collaboratore scolastico, che debba intervenire per fare le debite igienizzazioni e sanificazioni. Ma se abbiamo lo stesso numero di personale ed avevamo la coperta corta prima di questa emergenza, non possiamo pretendere che sia il funzionamento normale, ordinario e di qualità con questa situazione. Il governo... Quindi cosa diranno quando hanno detto assumiamo, comunque reperiamo nuove risorse di personale. Esatto, questa era la mia domanda, ovvero che sia il Premier Conte che il Ministro Azzolino ha detto siamo pronti per assumere 50.000 tra personale ATA e personale docente. Questo dovrebbe appunto arrivare in supporto per i servizi di cui lei parlava, ma ci sono? Attualmente, dico semplicemente, sì, ce l'hanno detto, noi abbiamo presentato una proposta nell'incontro del 24, però lo apprendo anch'io questa notizia dei 50.000 e so che c'è il miliardo ed è citato, però attualmente le forme di reclutamento, i dati precisi, dove sono? Attendiamo che sia così e vediamo ovviamente che vengono fatti, intendiamoci, non saranno sufficienti, ma perlomeno è un di più rispetto all'ordinario organico per garantire la presenza. Ma confesso, fin tanto che non vedo una nota che mi garantisce che effettivamente il finanziamento c'è e la procedura di reclutamento è chiara, fatta entro il 31 di agosto per fare in modo che con l'avvio dell'anno scolastico 2021 il personale sia pronto a essere lì in servizio ad accogliere tutti gli studenti per varie fasce d'età e per ordine di grado, ovviamente sono un attimo, non dico dubbioso, ma attendo speranzoso. Ecco, i sistemi di reclutamento come saranno? E saranno rapidi, ovvero si procederà con concorsi? Qual è il modo che solitamente si usa, ma soprattutto le tempistiche sono quelle che stringono? Perfetto, e qui tocca un altro tasto particolare. Sono stati banditi con la fine di aprile i concorsi per il personale docente ordinari, straordinari, soltanto che abbiamo un concorso straordinario per coloro, sai, docenti che avevano anni di servizio alle spalle, che è stato bloccato. Di conseguenza doveva scadere il 3 di luglio la domanda, non si è riaperto. Questo avrebbe messo in ruolo 24.000 più 8.000 docenti, ma attualmente è ancora in stand-by. Questo sarebbe stato il primo passaggio per garantire che perlomeno 32.000 docenti in tutte le scuole d'Italia avrebbero avuto la possibilità di essere in ruolo il 1 di settembre. Certamente che se viene modificata la modalità anche delle prove scritte, se non è stata accordata la possibilità di fare un concorso per titoli per velocizzare la procedura, è naturale che ci troviamo ancora col dubbio.
ma quando verranno fatte le prove? Siccome siamo ormai ai primi di luglio, abbiamo i 2 mesi estivi davanti, è possibile concludere una procedura per il 1° di settembre? Io la vedo impossibile. Quindi le forme di reclutamento che rimangono saranno quelle ovviamente dalle graduatorie. Quindi immagino che questo personale verrà preso dalle graduatorie, che ovviamente creano precariato, sono quelle del precariato, per garantire effettivamente la presenza in classe. Perché? Perché senza l'espletamento puntuale dei concorsi, e noi avevamo ribadito che era fondamentale in questa situazione almeno regolarizzare un concorso a titoli per lo straordinario, e non è avvenuto. E poi ci sarà l'ordinario, ma anche qui si conclude il 31 di luglio la domanda. Quando si faranno le prove? A gennaio? Quindi è saltato già anche quest'anno, si arriverà a parlarne del 21-22. Morale della favola, già c'era una carenza grave nel Veneto e a Treviso di personale per i posti comuni e per il sostegno. Se ovviamente si ritardano anche i concorsi in questa fase, è naturale che viene acuito il problema da che cosa? Dal fatto dell'emergenza. Non possiamo pensare che gli studenti arrivino in presenza con allargamento, divisione delle classi in spazi più ampi, senza il personale che garantisce e la didattica e l'accoglienza, sorveglianza, vigilanza, a maggior ragione in questa fase. Quindi un problema si pone. Quanto personale manca? Qualche cifra, Moretti, su quanto è docente ed extradocente? Guardi, per il personale docente si parla di decine di migliaia, sicuramente per quanto riguarda in generale, e anche nel Veneto, con ad esempio una carenza gravissima per quanto riguarda il personale di sostegno. Ad esempio, vi faccio un esempio, gli anni scorsi sono stati fatti dei concorsi, sono state fatte le nomine in ruolo e addirittura le graduatorie di certe classi di concorso importanti. Faccio l'esempio, la classe di concorso di matematica nella scuola media, che è ovviamente una materia importante, sono stati dati 1/3 delle nomine in ruolo. Capisci che è come dire che i 2/3 dei posti che potevano essere messi in ruolo sono stati vacanti. Questo esattamente all'agosto 2019. E questo è un esempio per tutti, parlo di insegnamento nella scuola media di primo grado. Quindi vuol dire che ci sono percentuali altissime, ad esempio anche qualche migliaia di posti di sostegno in tutte le scuole del Veneto, perché anche qui sono stati fatti dei corsi, si chiamano IFA, formativi, per avere la specializzazione in sostegno. Ne è partito un ciclo l'anno scorso, ne partirà un ciclo quest'anno. Il problema è che i numeri messi a concorso per partecipare sono pochi e di conseguenza non riescono assolutamente a garantire la copertura anche per le esigenze che abbiamo attuali, quelle passate, figurarsi quelle presenti. A Treviso qualche numero? Numericamente io credo che manchino perlomeno 1 migliaia di docenti, sicuramente. Quindi capisce che la situazione è grave. Treviso ha un numero di scuole elevato nell'ambito veneto, è una delle province con un maggior numero di scuole. Sicuramente si parla di numeri elevati di carenza di personale docente. Per il personale ATA si pone il problema che sono stati fatti dei blocchi già a suo tempo, proprio per evitare una spesa, addirittura la possibilità di non nominare personale di ruolo, quindi una grossa riduzione. Ad esempio ci sono in sospeso ancora 3.000 posti bloccati da una finanziaria di 4-5 anni fa, e anche questo è un grosso problema, perché significa avere unità inferiori, sia per quanto riguarda il personale degli uffici, che deve gestire tutta la mole di lavoro che attualmente anche questo piano avrà introdotto, perché significa che le scuole, da quello che ho visto in queste linee, dovranno organizzarsi per fare anche un certo tipo di attività organizzativa. Addirittura si parla anche con la manutenzione legata alla dipintura di piccoli locali. Cioè sono tutte piccole cose per le quali sembra una sciocchezza, ma bisogna avere il personale adeguato per farlo. Altra cosa,
bisogna anche fare in modo di superare il blocco che la finanziaria per il 2016 aveva fatto del personale, cioè il personale assente, sia docente che ATA, non può essere sostituito se non dopo un tot periodo di tempo. Questo è un blocco che impedisce il funzionamento ordinario della scuola, sia nei servizi amministrativi e tecnici che di quelli ausiliari, cioè dei collaboratori scolastici. Tra l'altro il ministro Azzolina ieri diceva che verranno organizzati in questi mesi degli incontri, dei corsi di aggiornamento, ma se il personale non si sa ancora chi sia, la vedo anche dura fare questi corsi di aggiornamento per preparare il personale che non si sa ancora quale sia. Perfetto, è benissimo, diventa essenziale. Già la formazione è fondamentale quando in una scuola nel funzionamento normale cambia, si evolve, perché ovviamente la scuola è cambiata con l'informatizzazione, la digitalizzazione e quant'altro, ma anche i compiti del collaboratore scolastico sono cambiati, perché c'è una maggiore necessità ovviamente anche per quanto riguarda l'assistenza agli alunni disabili, che è diventata una cosa importante anche da parte del collaboratore. Se non si faceva formazione prima, bisogna farla sicuramente adesso. Perché? Perché adesso si aumenta, cioè viene aumentata di un ulteriore problema, quello di dobbiamo imparare a far funzionare la scuola rispettando regole che sono quelle previste dal documento della sicurezza nazionale del 28 di maggio, cioè tutti noi dobbiamo avere ormai un protocollo nostro e dobbiamo ovviamente recepirlo. La formazione occorre certamente, come giustamente osservava, se io dovrei avere 20 persone in organico e me ne trovo ovviamente ridotte o sono tanti supplenti, capisce che effettivamente la formazione la faccio per qualcuno e qualcuno ne resterà fuori. Quindi è sempre un po' il gatto che si morde la coda, è la nostra coperta corta. Poi c'è un discorso che voglio fare. In questa situazione particolare che ha coinvolto il mondo e la scuola italiana in primis, perché l'Italia, come ben sappiamo, è stata la prima a essere coinvolta a livello europeo e mondiale quasi da tutta questa situazione, e se è vero che tutti raccontano che la scuola è un elemento fondamentale, cardine di qualsiasi società, questo è il momento per dimostrare che coloro che dicono questo realizzino le cose di cui fanno propaganda. Finanziamenti, risorse, benissimo che ci sia il miliardo in aggiunta, però c'è un problema di fondo. Bisogna fare in modo che in questo contesto, da quest'anno in poi, la scuola statale, costituzionale, recuperi i 10 miliardi che ha perso dal 2008 in poi. E mi riferisco sia alla scuola statale, ma anche alle università e ricerca, perché mai come in questo periodo ci rendiamo conto di quanto gli istituti di ricerca siano essenziali, proprio perché lo vediamo, no? Lo vediamo quanto è fondamentale avere strutture che sono all'avanguardia per garantire anche la tutela della salute e della sicurezza. E noi ovviamente abbiamo anche degli enti di spicco, e quindi perché non fare in modo di incentivare questo, visto che abbiamo anche risorse di studiosi all'avanguardia? Ultima battuta, che scenario dobbiamo aspettarci per settembre alla luce di tutto questo quadro che lei ci ha fatto, a partire proprio dalla mancanza di chi deve portare avanti la scuola? I bambini ci sono, mancano insegnanti. I bambini ci sono ed è benissimo, e l'abbiamo visto, ed è fondamentale che si riprenda la scuola in presenza, perché sappiamo tutti quanto è essenziale, partendo dalla fascia d'età 0-6, quanto la relazione, il contatto, la vita diciamo quotidiana, rapportata sia essenziale. L'importante è che faremo come sempre che ci sarà questo colpo di coda italiano di riuscire a realizzare in un bimestre quello che probabilmente non abbiamo fatto non negli ultimi 12 mesi, ma negli anni precedenti? Certamente che se vogliamo perlomeno garantire la presenza in sicurezza di tutti, bisognerà fare, non dico i miracoli,
ma attivarsi non solamente sedendosi ai tavoli che sono importanti, ma bisogna fare i tavoli per tempo e decidere anche velocemente chi fa cosa, le competenze di tutti, perché se no si rischia, come spesso succede, che bisogna fare così, la competenza di chi è poi l'ultima persona che deve garantire che la scuola sia aperta? Il dirigente scolastico e il personale che è in prima linea, che non vorrei che si ritrovasse solo a decidere in maniera ovviamente autonoma, eccessivamente autonoma, e non in una lingua comune con tutti gli altri istituti, in modo da garantire un'unità di insegnamento, ma soprattutto creare meno disparità e diseguaglianze, perché abbiamo verificato che anche in questa fase si sono create diseguaglianze. Quindi occorre che le risorse di cui dicevo prima vengano stanziate per consentire non solo la ripresa immediata, che è essenziale, ma anche di strutturare la scuola mandandola nel futuro, per fare in modo che ci siano le carenze, per fare in modo che le carenze vengano ridotte se non eliminate, perché questo significa eliminare le disparità. Questo è l'essenziale. Mi auguro che tutti si lavorano, noi siamo in prima linea come sindacato nell'attività, nel condividere con gli istituti, con i dirigenti, col personale, con gli enti locali, tutte quelle che sono le nostre competenze, le nostre capacità. Vorremmo ovviamente che il Ministero, ascoltando tutti i rappresentanti delle categorie, compresi i rappresentanti dei lavoratori, i genitori, le famiglie e coloro ovviamente che sono detti che devono garantire certi servizi, per mettere veramente delle linee, un piano di realizzazione immediata, perché signori tra 60 giorni la scuola riprende. Immagino che non possa sbilanciarsi, ma rischiamo di trovarci il 14 di settembre con orari che non saranno definitivi, con lezioni che verranno, che non sarà possibile fare, con gli altri anni magari si riusciva a dividere i ragazzi, a mandare in una classe, quest'anno non sarà possibile, quindi cosa succederà? Cosa dobbiamo aspettarci, Moretti? Temo che se effettivamente non si riesca a darsi questa organizzazione in tempi rapidi, cioè nel mese di agosto stabilire esattamente chi deve essere assunto e come deve essere assunto, garantire che effettivamente ci siano perlomeno le persone, però effettivamente anche stabilire, e faccio un esempio, nelle linee che sono state nel patto, che è stato indicato, non ci sono nemmeno di supporto ai dirigenti, come poter suddividere anche gli alunni nei gruppi. Se andiamo a vedere il prospetto delle organizzazioni comparata con gli altri paesi, ne cito 3 in primis: il Belgio, la Germania, la Francia e la Gran Bretagna hanno indicato anche che le classi devono essere 10 o 15. Allora, se tu già dai questa indicazione, anche il dirigente scolastico nella sua autonomia sa come organizzarsi anche con l'ente locale che deve garantire ovviamente le aule, i locali. Ma se non è citato questo, significa cosa? Che il dirigente si trova all'ultimo momento a doversi arrangiare. Non vorrei che questo sia lo scenario che ci troveremo a vivere con il 1° di settembre, o meglio con il 14, quando ci sarà la ripresa. Sono sempre fiducioso perché confido nella capacità di trovare delle soluzioni, però perché ridursi sempre con l'acqua alla gola quando in realtà si può organizzarsi meglio? Il rischio c'è, spero di no, ma certamente un punto di domanda grosso ce l'ho. Grazie davvero a Marco Moretti, sicuramente sarà un'estate di lavoro anche per voi sindacati. Grazie davvero, e torneremo ad aggiornarci quando ci saranno cose ancora più precise e dettagliate per quest'anno scolastico. Grazie davvero a Marco Moretti, segretario della Federazione Lavoratori della Conoscenza di CGIL Treviso. Grazie e a risentirci. Adesso noi ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, io mi collegherei subito, se lo abbiamo via Skype, con il sindaco di Alpago, Umberto Soccal. Ecco, lo vedo. Buongiorno sindaco e grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Allora, sindaco di un comune dove il turismo, insomma, la fa da padrone, come sta andando, sindaco, in queste settimane di ripartenza? Ma diciamo che sicuramente a seguito del Covid e di tutto quello che è successo, eravamo preoccupati per quello che poteva essere lo sviluppo turistico del nostro territorio, che è vocato a far questo, anche perché ha dei punti di riferimento ben precisi e puntuali. Il nostro lago, detto il Lago del Vento, il Cansiglio, che è altrettanto un posto privilegiato e gradito, oltre a tutta una serie di attività che ci sono all'interno di carattere sportivo ed enogastronomico che interessano il nostro territorio. Devo dire che anche grazie al bel tempo di questo ultimo periodo, le preoccupazioni che avevamo si sono un po' sciolte, nel senso che c'è una forte partecipazione, grazie anche agli interventi che abbiamo fatto come comune, perché non teniamo in considerazione che soprattutto per quanto riguarda il lago abbiamo fatto degli investimenti importanti in questi ultimi anni. Adesso per quest'anno abbiamo anche differenziato un po' l'area di accesso al lago, differenziando un po' chi frequenta il kitesurf, chi fa la vela, chi fa il semplice surf, in modo tale di poter avere una distribuzione, diciamo così, migliore. Ovviamente per quanto riguarda il Covid abbiamo dovuto intervenire sia per un discorso di maggiore pulizia del territorio e di controllo. Abbiamo aggiunto alle 2 unità di bagnini che da anni ormai seguono le persone che si avvicinano al nostro lago, anche uno steward che ha il compito di controllare che tutto si svolga nelle maniere previste dalle regole susseguenti al Covid, e quindi rispetto delle distanze, la mascherina quando serve e tutti questi atteggiamenti. Devo dire però anche oggi credo che il nostro lago sarà pieno di vele, pieno di gente che voglia utilizzare questo nostro bellissimo territorio. Qualche settimana fa l'avevano fatta arrabbiare proprio le persone arrivate al lago che non rispettavano proprio appieno le misure, le aveva minacciato di chiudere l'area. Sta migliorando la situazione, hanno capito l'importanza? Devo dire che grazie agli interventi appunto di cui accennavo prima che abbiamo messo in piedi, e grazie anche alla comprensione della gente, perché è evidente che le cose nel nostro territorio, nella nostra realtà stanno decisamente migliorando, ma dobbiamo stare attenti, come giustamente dice il nostro governatore del Veneto, ma come lo dice un po' tutti, l'OMS, il governo e quant'altro. Quindi un attimo di attenzione credo sia quanto mai opportuno. La mia era dell'altra settimana era più uno sfogo per cercare di avere un impatto sulla gente in maniera tale che potesse avere effetto, come mi sembra lo stia facendo. Anche perché voglio ricordare che il nostro comune, all'interno del quale ci sono ben 2 case di riposo, hanno avuto dei problemi piuttosto importanti. Adesso effettivamente le cose sono cambiate, abbiamo un'unica positiva che tra l'altro ha già fatto il primo tampone negativo e quindi ne stiamo uscendo, e quindi mi auguro che la stagione possa continuare in questa maniera anche per la soddisfazione dei nostri turisti. Ricordiamo che la nostra posizione, il lago di Santa Croce, ma l'intero Alpago, in realtà è una posizione ideale, è alla stessa distanza di Venezia rispetto a Cortina, è raggiungibile con l'autostrada che esce a 500 metri dal lago. È una realtà valida, una natura molto ben conservata e che cerchiamo di migliorare ogni anno, e quindi
ben vengano i turisti. Adesso vedo che inizia a esserci anche della disponibilità da parte dei privati per degli alloggi, bed and breakfast o cose similari, cosa che effettivamente è una carenza nel nostro territorio, perché gli alberghi sono pochi, quei pochi sicuramente hanno sofferto anche questa nuova pandemia e quindi diventa un po' difficile. Non abbiamo ad esempio un sito dove poter eventualmente collocare in un unico posto, che ne so, una corriera adesso che si può riempire di nuovo. Sindaco, voi in questa ripartenza avete aiutato concretamente sia le famiglie che le piccole imprese del vostro territorio. Siete andati incontro a quelle che erano le necessità in un momento così delicato? Ma l'operazione non è sicuramente semplice, anche dal punto di vista finanziario e economico, pur in presenza di una certa disponibilità che il nostro comune ha, anche a conseguenza della fusione avvenuta nel 2016, ricordo, c'è preoccupazione. Noi abbiamo cercato di andare incontro alle nostre famiglie, aiutando e l'asilo comunale e anche gli asili parrocchiali che ci sono sul nostro territorio, per consentire che i genitori non dovessero pagare quote di nessun tipo per il periodo di chiusura. Abbiamo cercato di venire incontro alle nostre aziende, adesso valuteremo anche la possibilità magari non solo di... Noi abbiamo già rinviato sia la Tari che l'IMU a settembre successivo, anche le scadenze di giugno, diciamo. Speriamo e vorremmo anche cercare di ridurre, o perlomeno di parzialmente ridurre la tassazione locale, almeno per i mesi di chiusura totale. È chiaro che stiamo un po' valutando dal punto di vista economico quale può essere il supporto che ci viene dato dalla Regione o dallo Stato e quali possano essere anche le economie all'interno del nostro bilancio per poterlo fare. Di certo è un momento difficile, per fortuna la nostra zona industriale dei paludi credo che adesso abbia ripreso pressoché a regime completo, e quindi cercheremo di aiutare chi effettivamente nel turismo ci ha perso parecchio, perché c'è stata questa sospensione, quindi penso agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, a quelle realtà commerciali che non hanno potuto aprire e che, se è possibile, cercheremo di aiutare in qualche maniera. Grazie Sindaco, grazie, naturalmente buon lavoro, perché sarà impegnativo anche per voi affiancare le aziende e i cittadini in questa fase 2. Grazie anche a voi per avermi chiamato e vi garantisco che Antena 3 è molto seguita anche sul nostro territorio. La ringrazio Sindaco, torneremo allora a collegarci con lei per vedere come prosegue questa stagione estiva e quello che deciderete di mettere in campo proprio per le aziende. Grazie ad Umberto Soccal, Sindaco di Alpago. Buon sabato e buon lavoro naturalmente al Sindaco. Noi siamo in chiusura, torniamo in diretta dalle 17:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.